amici e amiche insieme, buonasera a tutti, grazie per questo applauso che il pubblico del Teatro ABC come sempre generosamente ci regala e noi lo giriamo a tutti voi che ci seguite ovviamente nella nostra bellissima terra di Sicilia, ma anche nel resto d'Italia, in Europa e nel mondo, perché riceviamo sempre maggiori consensi, soprattutto, lo devo dire, da quei siciliani che per un motivo o per un altro sono costretti a vivere lontani dalla nostra bella terra di Sicilia. Quindi grazie e salutiamo i siciliani che vivono in Sicilia, ma l'applauso che parte dal nostro teatro è soprattutto per chi vive lontano e vorrebbe ritornare qui in Sicilia. Noi vi aspettiamo sempre, grazie di cuore a tutti voi. Noi siamo pronti per cominciare, anche stasera parterre di ospiti particolarmente ricco. Salutiamo ancora Sal Da Vinci che come sapete è rimasto a Napoli bloccato dall'influenza, verrà a trovarci a febbraio, ce lo ha garantito. Martedì prossimo, sempre parlando di Napoli, Gigi Finizio, altro amico di questa trasmissione. Quindi stasera avremo Francesca Lotta, avremo i 3 1/4, avremo Carlo Canebba, avremo l'autore di un libro che parla di quei quarantenni, adesso anche forse cinquantenni, che hanno vissuto un certo momento, un certo periodo storico della vita culturale e anche, come dire, mondana di Catania. Si chiama Luigi Pulvirenti. Insomma, mi serve un applauso per dirvi siamo pronti a cominciare. Grazie, grazie, viva insieme! E allora, vedo manifesti, striscioni, adesso vi saluto, adesso arrivo anche da voi. Beh, insomma, allora, mi piace quello striscione con su scritto Paternò e con su scritto ancora le vostre fans di Paternò, perché noi abbiamo una paternese doc. Devo dire che ho sentito un applauso del quale sono ovviamente stracontento. Apriamo il microfono a Marilisa. Quando Marilisa entra, Marilisa, grazie. Il nostro orgoglio paternese. Che carine, grazie. Mamma mia, ma che meraviglia. Hai capito? Hai capito Marilisa? Vabbè, ma noi siamo contenti quando i componenti della nostra famiglia ottengono il meritato successo. E allora, Paternò è presente, poi presenteremo i ragazzi. Ed è presente anche nell'angolo musicale Marilisa Pino. Buonasera Marilisa. A tutti, grazie ancora, ciao Salvo. Buonasera a te. E ovviamente per compensare, no, da Paternò ci spostiamo a Ramacca, altro centro importante della provincia di Catania e della Sicilia, col maestro Lucio Nicolosi. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Salvo. Che stasera sentiremo anche impegnato al piano con Francesca Alotta. Completiamo come sempre in questa primissima parte della trasmissione la presentazione del nucleo familiare, il nucleo centrale della famiglia di Insieme, del quale nucleo fa parte sicuramente anche Diletta Leotta, eccola. Grazie, da Catania. Da Catania. Giusto per dare anche le provenienze geografiche. Buonasera Carlo Lucio, buonasera pubblico. Come stai? Buonasera, buonasera. No, devo dire che poc'anzi Francesca Lotta mi faceva notare che stasera sul palco ci sarà una bella componente palermitana, cosa della quale sono contentissimo, perché c'è Francesca, ci sono i 3 1/4 e allora quindi facciamo questo bellissimo derby, tanto quando lo giochiamo noi finisce in parità, nel senso che noi lo giochiamo in maniera sportiva e allora mi auguro che tutti i derby a venire saranno sempre sportivamente giocati dalle squadre, e su questo non ho dubbi, e anche dalle tifoserie, con tutte e 2 le tifoserie allo stadio. Signor Magni, lei che ne dice? Catania, i palermitani a Catania e i catanesi a Palermo. Viva lo sport siciliano, facciamo un applauso, ne approfitto, colgo la palla al balzo. Un'altra cosa, e poi oggi mi sto come dire, dilungando un po' perché abbiamo cominciato con un po' di anticipo, quindi mi piace darvi un po' di notizie. Ci hanno scritto in tanti, soprattutto donne, che mi chiedono ma perché non inviti i giocatori del Catania? E allora cercheremo di farlo, mi chiedono di Maxi Lopez e di altri, cercheremo di farlo perché voi chi è che dice? Sentiamo un bravo da dietro le quinte. Un bravo? Chi lo dice? Chi è? Dietro le quinte, vabbè, è partito un bravo. Allora, molte donne ci hanno chiesto di invitare alcuni giocatori del Catania. No, non era Marilisa per la verità, l'avete incontrato? No, era Carlo Canebba. Era Carlo? Era Carlo Canebba, possiamo dirlo. Ecco, allora, apritegli il microfono. Signor Canebba? Sì? E io non avevo capito che fosse lei, avevo capito che non era Marilisa. Come mai quando io ho detto molte donne ci hanno chiesto di invitare i giocatori del Catania, lei
da dietro le quinte ha detto bravo. Perché io amo il calcio. Sì, bugiardo. Amo i calciatori. Questo, No, non voglio essere questo è più visto. probabile. No. Portati stacca la telecamera dall'altra parte, signora Rosa. Sì, allora no, mi piace questo collegamento. Non è lei possibile. sembra non lo so dove. Ma io... Mi dici capire che mi scaldato una stiglia, Sì, sembra nell'iperuranio praticamente. Non Signora solo perché Rosa, ha questi deve portare capelli folli. I giocatori del Palermo, del Sì, Catania. stavo dicendo questo. Ecco, bravo. Io inviterò i giocatori del Catania sicuramente. Cercherò di invitare anche i giocatori del Palermo, perché ovviamente qui ad Insieme noi possiamo parlare di calcio in maniera diversa, cioè in maniera ancora più spensierata, in maniera ancora più intima, in maniera ancora più umana. Quindi i giocatori del Catania... Come? Ci riempiamo gli occhi. No, guardi, lei pensi per lei, io li guarderò soltanto dal punto di vista atletico. E lei italiano atletico, guarda italiano a Uciabanna. Ha ragione. Mi pare che non dove avete pensato. Mi pare che se dovessi fare questa puntata io non la inviterò. Io vengo stesso. Lei se la guarda da casa. Vabbè, allora lo faremo, parleremo di calcio più avanti, inviteremo dei giocatori del Catania, alcuni giocatori del Palermo, speriamo di poterlo fare. Casomai ci sarà spazio anche per uno del Siena, eventualmente. Eventualmente, anche uno del Siena. Vabbè, ci siamo. Allora, restate con noi fino al 22 di giugno, c'è tempo per avere tanti ospiti. E a proposito, e chiudo veramente, continuate anche a scriverci chiedendoci altri artisti che ancora non sono arrivati. Parlo di Marco Mengoni, parlo dei Sonora, parlo di Alessandra Amoroso. Devo dirvi che arriveranno, però se non abbiamo le date non possiamo comunicarvele ed è inutile che vi diamo date che poi non corrispondono alla realtà. Per cui seguiteci e di volta in volta, o attraverso Facebook, o attraverso il giornale La Sicilia, o attraverso Insieme, vi daremo tutte le coordinate giuste per poterci seguire. No, non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Amore. Grazie. Diciamolo, stasera giochi in casa, Stasera Marilisa gioca in casa e diciamo ancora una volta perché tra il pubblico c'è per l'ennesima volta, e di questo vi ringraziamo, una rappresentanza di una scuola che ci vuole bene perché ci segue spesso. È la scuola Giovan Battista Nicolosi, istituto comprensivo di Paternò. Grazie, accompagnato questi ragazzi da molte insegnanti, tra cui la signora Maria Fallica. Grazie. Voltiamo ancora pagina e partiamo col nostro programma. Oggi la sigla la affidiamo al personaggio che avete appena visto dietro le quinte. Come si combina uno saccio, però già lo abbiamo visto in anticipo dal momento che la telecamera di Pippo Sodaro, guidata in regia da Natale Zennaro, è andata a spiare dietro le quinte. Comunque è un personaggio simpatico, è un personaggio divertente e allora cominciamo in un modo allegro e spensierato questa puntata parlando della nostra vita, della vostra vita, è la vita, è la vita. Carlo Caneba, buon divertimento da Insieme, vai! Mimo, Mimo, Mimo. C'è chi soffre soltanto d'amore, Mimo. Chi continua a sbagliare il rigore, Mimo. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parta. C'è
Potreste Grazie, fare un trio, eh? grazie, Potreste fare un trio. grazie. Carlo Canebba e le sue girls. Grazie, povera Roberta mi ammazza. Va Vabbè. bene, ma era una cosa che non era prevista Vabbè, oggi. grazie. Marilisa E Diletta. E Diletta. Grazie. Carlo Canebba, venga, venga. Signora si accomodi. non ci sento di una ricchia. Ma guardi, io le Ma dico, come vai a fare? io le dico sempre, ogni volta che lei si esibisce in queste performance, di non esagerare, perché non ha più l'età per fare degli sforzi Ma che non- ormai lei non può più sostenere. Tra l'altro, Scandatorasti. esatto. Diciamolo ai ragazzi più giovani, oggi ce ne sono tanti. Chi è uscantato da Stid è un personaggio del presepe. Sì, esatto. del presepe che è sempre lì a guardare la stella con un capetta e mano all'aria, capite Sì, perché insomma guarda questa stella luminosa, questa stella cometa. Che guida i Re Magi e non solo si spaventa, ma è anche particolarmente emozionato, quindi è uscantato da Stid. Ma signora Rosa, c'è chi non dei cacchi? Chi c'è? Chi non dei cacchi? Quello dei Chi non cani. caparria la i cacchi? No, non lo so, guardi, io quello che lei fa in giro per la Sicilia non lo so. Quei signori sono di Villalba. Sì, è quello, il signore con il capello nero Sì. mi regalò una bella cascia di cacchi. Sì, ma lei pensa, scusi, che la nazione, che l'Europa che ci segue attraverso il satellite fosse interessata a conoscere questa sua Sì, perché c'è un performance? motivo. Sì, me lo perché dica. ci sono nella zona di Villalba Sì. dei bei cacchi. Bene. Ogni caco è tanto. No! Vabbè, Un bel caco. ogni frutto è tanto, però è anche vero, Vabbè, se- è anche vero che Villalba, dove siamo stati benissimo il primo giorno di questo nuovo anno, è la terra delle lenticchie, no? Ma non mi pare stupido la faccia. Beh, ma se lei lo chiama in causa così all'improvviso davanti a, possiamo dirlo, Ma io dovevo milioni di ringraziarlo, telespettatori, scusi, lui si emoziona. Ha fatto bene. Che c'è? Ma chi? Non sta sto fuori con l'anno nuovo. Ma di chi sta parlando? Cacoccia, guarda come Ma si chiama. quale? Ma quale cacocciola? Guardi che quel signore lì ormai si è ambientato molto bene. Ma invece- che là, Italiasi, che ma, là. ma si è guardato bene lei? Ma io sono easy. Com'è? Scusi? Easy. Easy. Ah, ho capito. Sì, so cosa vuol dire easy, però lei si sente easy. Easissimo. Easissimo, sì. E il signore per di Nivolo donne meno? L'ho detto prima, vengono da San Ah, Cataldo, bel sono paese, la guardia San Cataldo, locale veramente di San Cataldo. Sì, bel sì. paese, in provincia In di provincia Enna. di Caltanissetta. Se dici Caltanissetta, cose dicessi bordo. Ma è attaccata a Enna! No, è attaccata a Caltanissetta. Ah, Caltanissetta, esatto. vero, vero, Non vero. c'entra Scusi, niente. scusi. Anzi, fra San Ci sono Cataldo anche stato. e Caltanissetta ci sono pochissimi Guarda che chilometri. bello questo duetto, voi due insieme. Ah, eccoli, guarda, bravo. Guarda La bella e la bestia! Natale Zennaro, lascialo ancora un po' questo effetto. sì. Ma che larimo, signora Rosa, ma perché significatore lo fa suonare? Lei è fissato con i giocatori. No, lei va a vedere questa fissazione, Io ma non le ho ci fatto pensava. venire una fissazione. Io, come faccio sempre, ho risposto anche a chi scrive al nostro programma e ho detto che presto Ha faremo ragione, venire ha anche ragione. i giocatori del Catania e i giocatori del Palermo. Speriamo, ma sono convinto che tutto ciò possa avvenire, che le due società ci diano questo permesso. Anche perché, ripeto, qui noi Veramente. parliamo di calcio in maniera veramente Ma molto lei è carina. così bravo, signora Rosa, che sono sicuro che quando si mette in testa una cosa riesce a farla. Ma poi noi abbiamo buonissimi rapporti sia col Con uno Catania, che con ovviamente, l'altro. che è la mia squadra, sia col Palermo, che è l'altra grande squadra siciliana. Quindi ci riusciremo. Poi magari in un orecchio Sì. mi dirà se c'ha qualche preferenza tra i calciatori delle due squadre. Cazzo, qui è silenzio, gay. silenzio. No, so qui è gay, così poi sminuiamo tutto. No, tutti quanti, perché nel senso che sono tutti quanti bravi. Ma per Posso carità. fare gli auguri di buon anno? Certo. Buon anno a tutti di cuore, a tutti quelli che ascoltano il programma, che vedono il programma. Io ascolto perché mi sembra Sì, mattina. a tutti quelli che ascoltano al mattino la trasmissione radio. radiofonica su Radio Smile, Invece Radio tutti Sorriso, gli insieme con amici- Chiara Chines. Gli amici di Antenna Sicilia, Sì. un buon anno di cuore e soprattutto un anno di grande salute a tutti. Bravo, bravo. Grazie. Lui, guardate, normalmente quando facciamo gli auguri siamo tutti sinceri, ma lui è un uomo di buon cuore. Uomo, già. Vede, io cerco. Un ragazzo! Ecco, sì, io cerco di essere, come si suol dire, Signorinelle. canonico e lui mi svia sempre. Non sono un ragazzo, signorinella? Signorinella? Sì. Siamo insieme. Sì, la signorinella lo sa che siamo insieme, però se lei dice
che è un ragazzo, la signorina sbanda un pochettino. Non sono un ragazzo, signorinella, vedi? Credici. Sì, poi oggi sei particolarmente bello. Vero amore, Sì, devo essere grazie, sincera. Gioia. Vedi, Oggi sei veramente tutte le donne bello. mi amano. C'hanno a cacocciola. Ma scusi, lei ha detto tutte le donne mi amano, Cacocciola non è No, un no, nel una senso donna. che è fidanzato. Ah, vero che è fidanzato, vero? sì, Sì, ufficialmente, sì, sì. ufficialmente. Però secondo me io sa canta e io sa suona. In che senso, scusi? Cioè, io sa canta e non canta e suona. Sì, no, Natale, però non approfittiamo di questo effetto perché altrimenti no, però i bambini si spaventano. Ah, signora, sì. ma visto che sono uguale alla foto che c'è qua, mi sono messo uguale. Sì, Solo che io pare un anno richisto, no? Di questo che c'è visto, avete visto? Che è carino, vero? Oggi sei glamour e anche la scarpa è perfetta. È top, È è molto toppissima. isolana, Ma che c'ha, molto le formentera, Che c'ha, bravo. le spadriglie? Spadine invernali. Invernali. Cioè, lei non proprio- ne usa queste cose, vero? D'estate sì, d'inverno No, ma lei no, è antico. lei. Eh, Un là altro ci sta- mondo, Carlo. sì, È un altro mondo, vero amore? Noi due ci capiamo, tesoro. Beh, se volete me ne vado, No, ci mancherebbe Senta, altro. ma a proposito di Formentera, Sì. la signorina conosce Formentera perché ci vanno spesso i calciatori, vanno in vacanza a No, io Formentera. non lo so questo. No, però voglio dire, Ma tu eri eccitata così? Lo è eccitata? ancora, lo è. sì. Ah, e perché non lo porti? Va bene, te lo porto. E fammelo conoscere, no? Volentieri. Perché vediamo che se tu sei una bella ragazza, lui sarà un bel ragazzo. Assolutamente. Lui Come è si bello. chiama? Michele Michele come? Paolucci. Ed è un niè. Delle Marche. Ah, mezzo terrone l'hai preso? Sì, perché le Più di Marche noi. signora, Centro, se non è- centro, Più di centro, noi. né giù centro né Italia. su. Ah, vedi, ma io dove sta? Non me ne A mai. Siena, sta a No, gioco con viene Siena. qualche volta. E quando vi vedete? È stato a Natale qua, a Capodanno qua, è rimasto innamorato della Sicilia. Ah, hai Tutti fatto il si capodanno innamorano. con lui? Sì. Come se avete fatto il ciuppa ciuppa, sicuro? Che dice? Il ciuppa ciuppa. Lei cosa... ho capito, ma lei cosa ha fatto a Capodanno? Io ancora... Ne bastano 5 capodanni. Anche perché a Capodanno era con noi. Niente, ancora, a parte che ero con lei, signora Rosa, con lo spettacolo, niente, ancora suffuro. A Capodanno siamo stati, devo dire molto bene, lo dico, a Villa Orchidea. Bellissima nella serata. notte fra il 31 e l'1 insieme col signor Canebba, col signor Enrico Guarneri Litterio, con più di 1200 persone in questa sala meravigliosa di Villa Orchidea, che è tra l'altro il nostro sponsor. E giorno 1 siamo stati a Villalba, ringrazio ancora l'amministrazione comunale di Villalba, il sindaco Plumeri, tanto si chiamano tutti a così, quindi... Ah, tutti plumeri? Sì, sì. Ma Carluaccio te ci... Uno sì, i primi due si chiamano Plumeri. Ucacchi non è plumeri. E tu come ti chiami tu? Come? Zambona, eh? Lasci perdere, non ha importanza, come si chiama, chiamalo, lasci Boh. stare. Senta, a proposito di Formentera Sì. e di località di vacanza, Sì. mi pare che c'è una storiella che lei racconta spesso che capita in un posto di vacanza. Sì. Ce la vuole raccontare, così partiamo subito e poi sentiamo Va gli altri bene. ospiti. Vai. Il signor Carlo Canebba, Per prego, ecco così quest'anno... lo facciamo Intanto lavorare subito. Subito, collaboriamo. Per quest'anno non cambiare... Chi sono bravi. Stasera abbiamo Hai un pubblico visto? molto vispo. Mi piace, di nuovo, per quest'anno non cambiare. Ma perché non canti? Canta! Ma quel signore è qui per divertirsi, per E perché rilassarsi. si canta? Perché non andare volte che dia sta canzone? Appunto! Per quest'anno non cambiare. Una volta. Perché una volta, scusi? Signora Rosa, i tempi sono cambiati. Ah, sì? Perché una volta è vero, c'era la stessa spiaggia, stesso mare, chi non abitava al mare, tipo il signore di San Cataldo, perché questa cosa è successa a San Cataldo. Ah, proprio a San Sì, Cataldo. sì, Guarda caso, oggi San Cataldo è protagonista comunque e mi fa È piacere. successo a San Cataldo, Sì? che c'era non avendo loro il mare, c'era un vigile urbano di San Cataldo, non vi dico qui perché non domani su puttaniate, che aveva il vizio di pigliare a sua moglie appena finivano in scuole, che finivano a giugno, di portarli al mare e quindi loro andavano avanti e poi quando a lui gli iniziavano le ferie andava lui. Quindi a giugno porta sua moglie che bicchieri da mare, 2 mesi che non vede sua moglie, giorno 1 agosto si in ferie. Si piglia la macchinetta, e quest'anno non cambiare.
Questo è il vigile urbano in vigile macchina urbano. che va verso il mare. Stessa Questo per farvelo spiaggia, capire meglio. stesso Sì. mare. Sì. Arriva a mare. Sì. Casa a casa, Sì. non saluta manca i piccerini. No. Ma la prima cosa che fa, se ne manda sua moglie ci faceva, senta moglie, vi dica stasera ma fare zicchi-zacchi. La prima era ciupa ciups, ora cos'è ciuchizzacchi? Zicchi-zacchi. Vabbè. A San Cataldo usano zicchi-zacchi. Va bene, va bene. Dice no, ma che sei pazzo? Che accaparano magari le mura, non può essere, no, non mi interessa, ma la salute dei piccerini, non mi interessa, stasera a fare zicchi-zacchi. Ma finisce la salute dei piccerini, che piccerini, no, stasera a fare zicchi-zacchi, stasera a fare zicchi-zacchi. Marcia mia, sta pure su zicchi-zacchi l'aveva andare ricchi picchiattini. Non ne porti più, ci sente, bello. Stasera facciamo su zicchi-zacchi, basta che ti stai muto. Ci facciamo una cosa, all'8:30 ci andiamo a mangiare i piccerini, e no, me non guardi, non mi scemo, e poi andiamo a mare a rambere ruetta. Ah, vabbè, sì, quindi diciamo per A strada. San Cataldo che non uscite ruette, no? No, non sanno. Sì, le more. Voi che non c'è chiudere a rambere i more. Forse lei. Ah. Uno si leva, arriva per il campo sportivo, uno si leva lei. Sembra che male c'è Ma dire. che le interessa? Ma si faccia gli affari suoi. Allora, e così fanno, all'8:30 in punto ci sono a mangiare Sì. i piccerini, e no, me non guatto, un vigile urbano possiamo chiedere, padre un miscere i piccerini, pigano DVD via col vento, ci mendono, 2 minuti e si picciere saloppiano. Vigile urbano, e sua moglie, tic 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 tic, se ne scendono a mare, se ne mettono a rambere rovetta. Quanto dura questa cosa? Un tempo che frulla. Ma che cosa frulla? Che frulla? Un tempo che frulla. Mamma mia. Ah, un giocazzichi zacchi! Tere tappete! Di unni vegno do mulino! Ma dopo 2 mesi che non si vedevano è anche giusto che marito e moglie si ritrovassero, no? Tutte le vocali distruite. Ah, i, u, ah, i, u, i, ah, u, i, u. Non si accorgono che dei vigili urbani gli stavano alluciando. Che state facendo dopo? Ai 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 ai, capito? Ida. Ida. Sì. L'inquadratura è un poco più lunga, grazie. Ido. Lui di sopra non deve coprirsi, è chiaro. Scusate, mi deve scusare, ma non mi faccia ridere. No, le devo dire che mi immedesimo molto in questo signore messo Perché l'ha così. fatto magari no! lei, no? Mi Si immedesimo. cascavo! Vabbè. Si immagina, guardi, se dovessi farlo io finirei su tutti i giornali. Ma chi si cumboglia? Vado avanti, stia buono. Ci mi deve scusare. Dice, ma ha avuto musica a mia moglie. Dice, che mi sta condannando a me? Dice, come tu mi sta condannando a mia moglie? Dice, ma questo non va bene. Ma la prego, non lo facciamo più. Ma questi sono atti osceni in luogo pubblico. Qui c'è l'arresto. Ma la prego, non lo faccio più. No, mai ufficio, avanza, ora andiamo in caserma. La prego, io sono un vigile urbano come lei. Un coppo rammucco, nel senso che quando non siamo colleghi stanno a fare tutte cose. Appena qualcuno è collega si fa finta che non è successo niente. E va bene, dato che noi siamo colleghi, faccio finta che non hai visto niente. Ma la signora no, chi sta la terza volta che la pigliamo qua. Ma come? La signora in questi 2 mesi? Vabbè. Ovviamente ogni riferimento è puramente casuale. casuale. E poi? E poi? Eh? No, meno male che i tempi, signora Rosa, sono cambiati. Ah, come no, certo.
Adesso si usa il weekend. Si usa il weekend? Che tu parto venerdì e ti ricogliamo. L'ultimo weekend che ha fatto, dove è andato di bello, signor La Rosa? Ma io non sono partito recentemente. No, Sono ma andato l'ultimo? a Pasqua sono andato a Londra. A Londra? Beh, sono stato fuori per lavoro, sono stato in Australia con lei. Vabbè, ma chi non è weekend? Sono stato in America con Gilberti Doni. Arrivare in Australia con un weekend? Guardi, l'ultimo weekend di lavoro l'ho fatto col signor Litterio in Svizzera, a Grenken. Siamo andati a trovare però una comunità di sempre di un weekend del militelli. Travaglio, non faccio che fa weekend a Chiappasoldi, Ma vedi che tu? dici? Senta, lei, il nostro amico qua, l'ultimo weekend che ha fatto, dove è stato di bello? Non se lo ricorda. Oh, ma a casa... E che weekend è? Lei che ha questa faccia così da intellettuale fresco, l'ultimo weekend che ha fatto, dove è andato di bello? A casa. Magari a casa, ma chi non è uscito a San Cataldo? Signor La Rosa, ma come mai? Lei? A Praga. Bello, 2 giorni a Praga, bellissimo, no? Praga è Perché- bellissima. Bellissima, Praga perché è una c'erano, città meravigliosa. questo inizio primavera, c'erano sempre queste 2 coppie di San Cataldo, Sì. marito e moglie, Oggi è così, ragazzi di San Cataldo. marito e moglie, che decidono, signor La Rosa, di fare un weekend a Rimini. Vedi tu che sbarro che ha. A Rimini, con tanti posti belli che ci sono in Veramente, Sicilia, signor La Rosa. francamente. Se partono venerdì, Sì? o sabato mattina sono già a Rimini. Sì? Arrivano da costumini alle mattina, sono all'acqua, sono anche e ne escono un euro. Ma no, per qualche cosa, dall'acqua sta fedendo e si abbronzano sole. Arrivato alla sera, c'è anisciuta delle coppie siciliane e soprattutto di San Cataldo. I femmine avanti, i mascoli a re. I femmine che la solita discussione. Elisa di Rivamblosa, i Cesaroni e soprattutto 100 vetrine, sì. non mi piace 100 vetrine. Come fu sto mascolo corisse? Chi è? Non ce l'hai chi? Che ha detto lei? Uomini... La Ah, sei in pensione, no? E ti sono buttare beautiful. Ma lei sarà un problema di mogli più che altro. Beautiful, signor La Rosa. Io compatisco molto mio papà, anzi ne approfitto per dirgli pazienza, vai avanti. Mia mamma ogni 5 minuti, beautiful. Vabbè. Signora La Rosa, 25 anni, che questi femmine virano beautiful, che sono pazze, parlano giocati, perché appena si ripetono una puntata non sanno brocche con cosa ha messo, perché chi si è peggio non passa sassa, uno passa ida nel regna nudo. Nelle prossime puntate, vi dico io in anteprima, non sanno più con cui hanno a fare zita e si fa zita con Stefani. C'è sta un'idea sola. No, scusi, vedo, e giustamente il nostro regista ha colto nel segno, vedo Marilisa che ride molto. Tu prendi un microfono, vedi beautiful? Vabbè, ma capita qualche volta. Quindi è vero quello Perché che sta fanno dicendo. ora di pranzo. Lo fanno all'ora di pranzo, quindi quindi quando si è a casa. Per questo dico capita di compatisco vederlo. mio padre che sopporta pazientemente mia madre. Quindi lo vedi anche tu, è Sì, vero sì, quello che è dice? vero che quello che Brooke dice il signor Canebbe è vero. è sì. allegra, diciamo. Tu lo vedi, Diletta? No, Diletta No, non noi lo no. vedi. Mentre dietro c'è il classico maschio siciliano, Sì. vestito a 3 bottoni gessato, in mano da sacchetta e la camminata che ha melaghi. Ai. Pare che c'hanno un peperoncino azzeccato da rere. E poi, camminando così, ci pare che pigliano più punti. E poi, e qui le signore che sono a casa e le signore che sono qua me ne devono dare atto. Appena virono una femmina, pare che la femmina non ha visto mai. Vedo che tutte le signore applaudono. Vabbè. Ce ne capita, a uno di lui ce ne capita una su te mano. Pare! Sa, per me è difficile fare il maschio, signor La Rosa. Pare! Ma lei, scusi, perché lo sottolinea sempre? Perché mi Perché? italiano! Ma lei lo faccia e basta, ci provi, perlomeno ci provi. Pare da lì andate di escampari e tutta cuve pare l'autostrada del sole in bar io ci facessi un casallante.
Sa che stanno applaudendo soprattutto le donne, eh? Bene, bene, bene. L'amico so che è più sconchioroto rito. Mi viene nato dice, è italiano olandese. 2 mesi di femmina con 2 muloni di ciao. Nel frattempo ci cascano l'occhio alla moglie. Italiano e mia moglie. Lo dico stavolta però non lo dico più. Italiano e mia moglie. Cacciava in culo che parla una lavatrice. A moglie un disse. Perché quando le mogli vogliono, sentono tutto. Ma per levare l'acqua, una fa finta di niente. Ma tornare alla becco stasera. Ora da besso io a te. Andiamo a ricogliere. Si fanno una passeggiata, Sì. un giratello, un digestivo, tornano all'albergo. La signora da lavatrice passa dopo puttonaro, ci fa puttonaro? Puttonaro? Per cortesia, fra 5 minuti me la mette una musica secchi, sì? Sinacchiano non dà stanza. La signora da lavatrice o marito, vedo, sciaturo me cori, vita rame vita, iatto salvaggio, spogliati, mettiti in letto e aspettami. Gli da sicuro no bagno. Sì. Si spogliano. Sì. Sabbia un litro di Chanel numero 5 della Millie Mellow. Di chi, scusi? Millie Mellow. Marilyn Monroe, che cos'è? Millie Mellow. Ah, Marilyn Monroe. A Catania e Millie Mellow. Sì, a casa sua è così. Comunque, vabbè, abbiamo capito. Chanel numero 5, sì. Lei se ne metteva una goccia, però. E chissà però siccome era arrabbiata, se ne mise il litro. Lei se ne messa Per il zoma tigrato. Sì. Reggiseno dove sono il unica così ci sgridavano tutte cose. Una sottana di vernice nera puttusa tipo formaggio svizzero. Una vestaglia che più di azzina. Se la papotta, pum! E patta la musica. Fatela voi la musica, è sempre quella. Come sono preparati? Stasera sono orgoglioso del mio pubblico. Applauso lo Bravi. facciamo noi. Bravi. Accompagna col pianoforte. 1, 2, 3. Sì, sì. Levici mano. No, dovete mettervi d'accordo perché lui è partito dall'inizio. Loro sono andati avanti col Tu ritornello. a parte da tara. 1, 2, 3. Pare il disco spadato. Lo faccio io. Serà papotta, tum, e patta la musica. Tarararararararara. Piglia vestaglia. Tararararara. Anguria tipo palla. Pum! E ciampi canta faccia. Sottana di vernice nera. Tarara. 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 A tipo fionda, tarara, tum, pum, pum, da nocchio. L'ozio cominciano a barriare. Signora Rosa, registriamo dove sono i chiunnico. Sì. Appena solleva, Pum. e che ci parla che è, boom a mano. Ma scusi, se la signora indossava un reggiseno 2 misure più piccolo, il seno era compresso. Nel momento in cui si libera, boom. E ci fa la finestra. I mutandini non si levano. No, Si scippa direttamente. perfetto. A sto punto marito un bazzio. Sciatura la mia vita. Core do me core. Vieni qua, mogliere, mettiti in letto a diventemene. Che cosa? Hai capito? Intanto la lavatrice è spasciata. E qua, signora Rosa, cicciasi preciso. Gli sul saccio che hai, laviti la mano con noto. Il signor Carlo Caneda, grazie per questa digressione sulle vacanze delle coppie siciliane. Vabbè, ecco, adesso
si riprenda un po', ecco, riprenda fiato. Grazie. Carlo Canebba, grazie. Mamma mia. Allora, presentiamo gli altri ospiti di questa puntata. Presentiamo un libro che sta andando molto bene, che parla di un uomo che racconta la sua vita in un determinato periodo storico a Catania, cioè tra il 1989 e il 2007. E guarda caso un giornalista televisivo, non ha nulla a che vedere con me, neanche quando lui lo ha pensato, è un disc jockey, insomma è una persona che frequenta molto la vita notturna di Catania e attraverso questo racconto viene fuori uno spaccato molto particolare di questa città. Questa è la copertina del libro, la inquadriamo adesso grazie alle telecamere del nostro Natale Zennaro e vi presento l'autore, si chiama Luigi Pulvirenti. D'estate i temporali, buonasera Luigi, prego. Allora ho detto bene, questo cinquantenne che racconta questi anni tra l'89 e il 2007. E non sono io che avevo... E non sono neanche io, perché 13... poi lui è un giornalista televisivo. Potrei esserlo perché tu. allora avevo insomma l'età per frequentare i locali, ma già non lo facevo più, sai. Comunque, sì. che cosa questo racconta? Ventenne negli anni '80, che poi in realtà potrebbe essere qualunque ragazzo che ha avuto 20 anni in quel periodo, che furono protagonisti insieme di una stagione importante per la nostra città, partendo da una cosa anche... La ricordo benissimo. Esatto, e ripensandoci 20 anni dopo si rende conto che un po' di quell'entusiasmo e di quella speranza giovanile in realtà è andata dispersa. Quindi il romanzo si muove su questo doppio registro, il sogno giovanile e poi insomma la disillusione della maturità, e racconta Catania. Ecco, diciamo che tu sei molto giovane, quindi quegli anni non li hai vissuti. Io sì, perché insomma nell'89 avevo già 26 anni, quindi diciamo che assolutamente ho vissuto un'epoca sicuramente molto particolare per Catania, che è sempre stata una città particolarmente sveglia, no? Particolarmente produttiva, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista delle idee, quindi anche della vita notturna. Come nasce questa idea di un libro su quegli anni? Hai sentito qualche racconto? Perché lo hai ricostruito questo periodo in un modo speciale? La mia generazione, che è quella che poi ha vissuto gli anni 90, sono nato nel 77, in realtà è molto influenzata da quel periodo, dallo stile, dal gusto, anche dalle contraddizioni che la città di Catania, ma non soltanto Catania, il discorso vale un po' per tutta la Sicilia, ha vissuto nell'89. Quindi la curiosità era quella di capire per quale motivo gli ascolti musicali, la musica che si ascoltava, insomma un po' anche lo stile di vita complessivo ancora oggi è in qualche misura mutuato dagli anni 80 e ha creato un continuum tra generazioni, quella dell'80, quella del 90, che io oggi onestamente non riesco a vedere con i ragazzi che hanno 20 anni adesso, che a volte percepisco come degli estranei rispetto... Diciamo che i tempi sono completamente cambiati. Ne parleremo. Intanto voglio ricordare che tu sei un giornalista e sei anche, lo dico perché stiamo organizzando qualcosa di particolare con lei, l'addetto stampa del Ministro dell'Ambiente, che è una siciliana ed è l'onorevole Stefania Prestigiacomo. La salutiamo e vi diciamo che a metà del prossimo mese Stefania, mi permetto di chiamarla così perché insomma siamo molto amici, verrà qui a raccontarci non solo la sua condizione di Ministro della Repubblica, ma soprattutto di donna impegnata prima nel mondo del lavoro, perché lei è un'imprenditrice, e poi nel mondo della politica con un ruolo importante, quello di Ministro, ormai fare il Ministro da parecchi anni. Molto complicato. E anche quello di mamma, perché è mamma di due bambini. Di un bambino, quindi vabbè, insomma ne parleremo. Intanto tu dici in questo libro che racconti gli anni dall'89 al 2007. Nel 1992 il Festival di Sanremo nella categoria giovani veniva vinto da una siciliana in coppia con Aleandro Baldi, con una canzone che si intitola Non amarmi, che sentiremo più avanti, perché poi lei tornò a Sanremo nel 1993 con una canzone dal titolo Un anno di noi. E allora leghiamo questa esibizione a D'estate i temporali di Luigi Pulvirenti. La base è pronta. Un anno di noi, Francesca Alotta, prego. È un amore di fortuna, eravamo lì a cena, probabilità nessuna, perché
c'era lei, perché c'era lui. Quando ti incontrai per caso, sola non tentai difesa, ma non ci sembrò peccato raccontarsi un po' di malinconia. Cominciò così l'inganno e oggi amore già un anno che buttammo via gli anelli. Vada come va, quello che mi dai è felicità che sembrava impossibile ormai. È un anno, lo sai, un piccolo film d'amore, di guai, di voglio e non vuoi, di giorni così. È un anno difficile, ma lo rivivrei. È un anno di te, un anno di me, un anno di noi. C'è un silenzio in noi che urla mentre il mondo fa la guerra. Siamo tutti già sconfitti, siamo oggetti, sai, da buttare via. Ma questo amore ormai è un figlio, questo amore ci somiglia. Vada come va, lo voglio, vada come va, quello che mi dai è felicità e tu forse nemmeno lo sai. È un anno di noi, è tempo che va, di giovani che lo buttano via e poi mancherà. È un anno difficile, ma odiarlo non puoi. È un anno di te, un anno di me, un anno di noi, in un mondo che giudica senza pietà. Questo amore mio fare a meno di noi. Siamo figli dell'ultima felicità che sembrava impossibile a me. Ma un anno, lo sai, un anno di noi. È un anno difficile, ma lo rivivrei. È un anno di te, un anno di me, un anno di noi. Grazie, buonasera. Francesca Lotta! Di là? Prego, prego, di qua, di qua. Amore, Ma no, ma come? Io assolutamente. ti ho sistemata, Ma come faccio? ti ho sistemata accanto a Carletto, Ma te tu ne sei volevi andare zitto? dall'altro lato. Vero. Con gli occhiali però più... Fa più cioè trendy. fa più trendy. Bene, bene. Come stai, Francesca? Bene, grazie, Bene, sì, bentornata, dopo la Grazie. bella esperienza al festival. Dopo tante trasmissioni nazionali ti ho visto un po' in giro in questo periodo e tornerai con Aleandro, mi pare, tra qualche Sì. settimana. No, il 14. 14 di Sì, febbraio. Sì, adesso, gennaio. Ah, 14 gennaio, Proprio ho capito febbraio. Quindi... Ora. Ora arrivavo, un ferribotto, tra 3 Ora, giorni. ora. Tornerà? Sì. No, saranno Con ospiti Aleandro con Aleandro, ricanteremo faranno di nuovo Novarmi Non il amarmi. 14 di Grande gennaio Aleandro, che belle su poesie Rai che- 1. Mamma mia, che belle canzoni. Sì, Rai 1. Con Marco Lione. È un nuovo programma. Bene, ti È vedremo. Ma vero. intanto stasera ce la godiamo noi, anche perché E me la godo anch'io con tutti gli amici quando vero. ritorno. Mi hai chiesto di fare una cosa Fantastico. molto bella e ci tengo a farla più avanti, cioè la canzone che hai presentato allo scorso festival
della canzone siciliana la farete insieme col maestro Lucio Sì, Nicolosi, devo dire che è piano e voce. straordinario, Bene, bravissimo, veramente. Che- Sembra un po' Cesare Cremonini, parecchio. Sì, sembra un po' Cesare Cremonini, glielo Ma abbiamo sei detto. Molto pazza? bravo. Pazza, no, perché? Ma non è su Cremonini. Perché? Ma manca la Nutella, pare, no? Sì, no, devo dirti, Francesca, tu sei arrivata soltanto oggi pomeriggio, che c'è una diatriba tra il pianista e il signor Canebba. Devo dire che il pianista, poveretto, non c'entra nulla. Triatribba. No, triatribra e E non quell'altra- ne ciauriamo? Diatriba, sì, diciamo che c'è da parte sua, però, perché quel ah. poveretto è assolutamente innocente. Infatti lo vedo proprio Sì, sì. tranquillo lui. Beh, devo dire che un po' mi Non sparate sul riconosco. pianista, dice com'è? Sì. Sparare su... Mi riconosco un po' in questo libro, sai, si parla di Settimo, si parla di Banàcher, si parla di Aci Trezza, estate 1989. Beh, insomma, quindi diciamo che chi ha tra i 40 e i 50 anni sicuramente in questo libro c'è e ha vissuto tra Catania, Aci Trezza, Taormina, insomma in quel periodo c'è sicuramente. Erano dei luoghi, alcuni non esistono più, ad esempio il Banà- Macintosh non il non Macintosh esiste non c'è più, sì. che però esprimevano un'identità. C'erano i pomeriggi giovani del sabato, perché una volta Esatto. i ragazzini andavamo in discoteca alle 17, ora prima dei Ruinotte non escono da casa. Io andavo È allo una cosa skipper. terribile. Lei andava allo skipper, ma al Banàcher, i pomeriggi giovani, col gruppo organizzativo del Macintosh, andavamo di pomeriggio. Per entrare a far parte del gruppo organizzativo io- del Macintosh il era, GOM, insomma, gruppo il organizzativo GOM, del insomma. Macintosh. Ci sono storie molto, molto belle, molto- insomma. è vero, insomma. è vero. E Erano quindi, dei diciamo- luoghi che esprimevano non soltanto un'identità cittadina molto forte, ma che era una testimonianza di quel fermento di cui parlavamo Come no? prima, che poi si esprimeva nei pomeriggi in discoteca, nelle trasmissioni radiofoniche molto particolari. Le prime radio private, Dove sì, si passava una musica particolare, si era totalmente al di fuori del meccanismo perverso, secondo me, delle playlist che oggi costringe le radio a passare dalla musica. Determinate Sì, canzoni, sì, è spesso tra l'altro forse non di eccessiva qualità, questo lo possiamo dire, qua c'è una cantante professionista, ne sa più di me, ed è in qualche modo diciamo, un'identità che oggi un po' si è persa, quindi non è da fare poi il bilancio di chi è la colpa. No, per carità, sì. No, però in qualche modo è vero che la città di Catania, ma non soltanto Catania, ha conosciuto una stagione molto bella, molto, molto interessante, originale soprattutto, dove insomma si viveva un'esperienza che però era totalmente partorita da noi. Non imposta da Ecco, qualcuno. io voglio fare per un attimo il padre di famiglia, ma non quello arretrato, perché non lo sono affatto, i miei figli possono testimoniarlo, però noi ci divertivamo lo stesso. Adesso non è che, dire anche di più, non è che perché uscendo alle 17 Se ti ricordi, noi ci divertivamo di il meno. volume era molto più basso, quindi si riusciva a parlare, a comunicare. Adesso Ma non solo quello, adesso i ragazzi escono molto tardi, tornano tardissimo, invece Rischiano di insomma, vabbè, farsi comunque, molto insomma, male, speriamo, purtroppo. Noi veramente speriamo per bene. fare uscire le ragazze E le femmine, noi sempre era accompagnati un dai cugini. dramma, un dramma, come mi dicevano, non so capire perché, ma come i ragazzi, gli altri ragazzi mi chiamavano a me perché a me le mamme, le figlie me le mandavano, Avevano già capito. non lo so, Vabbè. Le mamme sono intelligenti, le mamme hanno una marcia in più. ma vero era. No, però Andavamo allo skipper, Sa che- allo splash down, al make sa che le devo dire una cosa, che anche io godevo della fiducia, lo posso dire perché è vero, quindi lo sto dicendo pubblicamente, della fiducia delle mamme delle mie amiche. Cioè le mamme delle mie amiche, le ragazze con me le mandavano, è vero. perché lui e lei questa faccia un La poco, faccia infatti- poco da pretino, così. Ma come da pretino? Ma lei immagina che io avessi la faccia da pretino anche a 16, 17, Secondo me 18 è lo anni? stesso, si dice. Vero, è vero, senza giacca però. Sì, sì. Senza giacca. Ma peccato che non l'ho conosciuto. Però io adesso magari in questo momento chissà quante signore ci stanno seguendo e si ricordano di Salvuccio la Rosa piccolino, no? Ma sì, è così, però vabbè, insomma, è cambiato tutto e siamo cambiati anche noi, certamente. Sì, perché poi in realtà siamo noi che cambiamo, non le cose che certo, è cambiano. Le chiaro. cose cambiano perché insomma c'è poi l'attività dell'uomo dietro ad ogni cambiamento. Non è necessariamente un cambiamento peggiorativo. Il romanzo non vuole dire che negli anni '80 si stava meglio, mitizzare una stagione, perché purtroppo le operazioni di nostalgia, cioè questa è una mia considerazione, spesso coprono una difficoltà che è quella di guardare con serenità alle cose del passato. Purtroppo noi siciliani abbiamo questa sorta di rifiuto a confrontarci col passato, io penso perché proveremo un senso di vuoto a guardare indietro a quello che potevamo essere, non siamo stati, non perché qualcuno ce l'ha impedito, insomma, come spesso pensiamo, ma perché noi forse non riusciamo ad arrivare fino in fondo a quelle che sono le nostre stesse
possibilità ed è un peccato Ma chi perché è che poi... sta dicendo? Non ho capito. No, no, sta Io devo dire sta una dicendo cose molto sensate. Io Però, devo dire, da Palermo, sì. noi palermitani apprezzavamo moltissimo la vitalità invece che c'era qui a Catania. Che c'è ancora, devo dire. sì, che no, c'è che ancora. c'è già Catania, l'ho questo detto prima, è una città che è stata sempre è un po' sempre più sveglia. devo sempre dire, devo ammettere un questa pochettino cosa più perché viva, sono è vero, obiettiva, non è dico... vero, è vero. ed è una cosa bellissima, questa vivacità, questa culturalmente, anche la voglia anche della musica, soprattutto nel mio campo, dico, ho visto sempre un fermento particolare che mi ha sempre affascinato. In questo momento starà impazzendo a casa Luca Ciliberti, che ci sta seguendo, che vuole fare un pezzo su questo argomento. Ti stiamo dando molti spunti, Luca, però è così. Esiste, Però è così. perché insomma, pensiamo che a Sanremo andrà Luca Madonia, che è Con protagonista, Franco Battiato, con Franco sì, Battiato, c'è stato Mario Venuti, protagonista sì. assoluto di quella stagione. Certo, Catania è una con città il che Novo. è vitale ancora oggi, Ed è potrebbe bellissima esserlo ancora di questa più, cosa. perché ma così come Palermo, perché ha tutte le possibilità per esserlo. Basta che ciascuno di noi faccia il poco che può fare Devo per rimettere dire in che moto un anche il meccanismo che è un po' festival ha arrugginito. tirato un po' fuori di nuovo la voglia proprio di fare esibirsi, sì, e vedere questi gruppi straordinari, questi Di cantanti mettersi in gioco, è vero. veramente di una Ma bravura a Catania c'è musica eccezionale. dappertutto, insomma, chi fa musica ha fatto musica nei pub, ha fatto musica nei locali, insomma è stato in giro a suonare. Comunque è uno edizioni d'estate, i temporali, Luigi Pulvireti, insomma, fra Banacher, Macintosh, Rock 86, Metropolis, negozi di dischi straordinari e quant'altro, via Monfalcone, i muretti di Aci Trezza, insomma. Anche da Caema arrivava l'importazione. E come, era un negozio di abbigliamento. Il Vabbè, vinile. Il vinile. E Arrivavano i Donna Summer, i Ghost Gone to Hollywood, come si chiamavano? Frankie Goes to Gone to Hollywood. Frankie Goes to Hollywood, se le cose non le sa, non le dica. Vabbè, le so, le sa giurire. Vabbè, insomma, ne parliamo ancora dopo perché i 3 1/4 non ci sono stasera, ne è venuto uno solo e vi spiegherò perché tra un istante. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come i gatti. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Il nostro angolo musicale, Marilisa e Luccio, che è venuto solo uno dei 3 1/4, perché sì, è venuto solo uno dei 2, cioè Valentino, perché io non lo sapevo e forse non lo sapete neanche voi, lui sta studiando sessuologia, nel senso che si sta specializzando in questo campo scientifico e quindi è venuto qui stasera nella sua veste di professore, insomma di esperto, di scienziato. Siccome io sono amico dei nostri comici e dei nostri artisti, quindi non posso che chiamarlo insieme con il vostro applauso dei 3 1/4, Valentino Pizzuto. Buonasera Valentino. Grazie, grazie. Io non mi finisco mai di stupire perché i nostri comici, insomma, mi regalano sempre delle grandi sorprese, per cui io aspettavo i 3 1/4, ne è venuto uno solo, peraltro dicevo in questa tua nuova veste che io sconoscevo. Grazie. Di esperto. Sì. Allora, non sono un esperto, No. sono laureato con Anche. la specializzazione in corso in sessuologia. Quindi ancora di più. Benissimo. Quindi praticamente volevo approfittare appunto del pubblico per fare un piccolo sondaggio. lo so, me l'hai che detto, mi vuoi serviva fare per un la sondaggio? tesi della Sì, sì. specializzazione. E che tipo di sondaggio vuoi fare? La tesi è semplicissima. Allora, quanto incide l'intimità nella coppia Ah, ho capito. e quanta è la frequenza tra l'altro Ecco, tu vuoi sapere che frequenza c'è tra le Sì. coppie, cioè quante E io- volte insomma fanno all'amore, insomma, esatto, ecco, le questo, coppie. diciamolo in maniera E volevo molto utilizzare questo molto campione di banale, persone, abbiamo un paio di centinaia di Ecco, persone vedo in che sala, già no? il nostro pubblico si sta Io acquattiando. vi chiedo semplicemente di collaborare e di alzare la mano sinceramente alla mia domanda. Sì, anche perché siamo tra amici, insomma, non lo sa nessuno, non lo vede nessuno. Se alzate la mano, cioè, faccio, ecco, fatelo. Comincia, dai. Tu mi facciamo. devi fare la cortesia di prendere appunto perché poi Sì. questo mi serve per gli studi. Allora io ti prendo gli appunti e poi tu trasformi i miei appunti in tesi di laurea. Allora, io Bellissimo, di volevo sapere specializzazione. inizialmente quanti di voi quotidianamente, dico quasi ogni giorno, perlomeno fanno
fanno l'amore col proprio partner. Allora, Alzate la mano. dovete essere qualcuno. sinceri perché questa è una tesi, non è che sta facendo un Vi gioco. prego semplicemente di aiutarmi, approfitto che se no devo andare in giro a fare le interviste, invece qua ne approfitto. Che pubblico scarso. Ma c'è una malura di chi da potete, Vabbè, allora, qui ogni giorno non lo fa nessuno, può succedere, ragazzi, non è che dovete farlo per forza ogni giorno. Neanche Luigi, neanche Francesca. Signor Canebba, lei è... Niente. Qua non abbiamo risposte. Niente, allora, scusa, ogni giorno metto Nessuno. Nessuno. Ok, vabbè. Andiamo avanti. Diciamo un giorno sì o un giorno no. C'è qualcuno che... Ecco, un giorno no, quel ragazzino di 12 anni, complimenti. No, una professoressa ha alzato la mano, ma la signora sì, ha detto, vabbè, una signora. Allora, un giorno sì e un giorno no. Ho fatto il sondaggio a Palermo, devo dire che è più o meno... Così? Un centinaio di persone, il livello è più alto. Quindi a Palermo sono più vivi a letto, forse. Sì. Sono meno vivi in città, ma più vivi a letto. Vabbè, una volta alla palermitani, settimana, vabbè. avanti, dai. Una volta alla settimana, vabbè, ci sono varie mani. Sì, c'è qualcuno che fa insomma. Vabbè, prendi. Diciamo Una decina di persone. 12 persone una volta alla settimana. Ogni 15 giorni, dai, chi è che lo fa ogni 15 giorni? Ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni un ragazzo di 13 anni. Sono 2, 3 ogni 15 giorni. Vabbè, mamma mia, che malura, eh. Mi sa che era meglio che facevo questo studio da un'altra parte. Vai, poi? Che si vergogna. Una volta al mese, dai, una volta al mese chi lo fa? Una volta al mese Ma il tu lo signor... fai ogni 15 giorni, una volta al mese che... Lo fai sempre praticamente. E che è? Diciamo 2. 2. Poi... San Cataldo niente. San Cataldo non esercita più. Si sono ritirati. Siete messi pure mani. Prego. Un mese sì o un mese no. Là c'è il nonno, bravo il nonnino. Un altro signore è qui, 2, 3, la signora. Beh, insomma, sì, 3, 4. La cosa che mi piace più è che stanno ridendo, ma non c'è niente di ridere. Sì. C'è una tristezza, ragazzi. Vabbè, io avrei... Vabbè, lo dico pure. Ogni 6 mesi, avanti, perché c'è qualcuno che... Ogni 6 mesi la signora ha alzato subito la mano e un'altra di là e il signore lì, va bene, 3. Ora così, per curiosità, io lo dico perché... Una volta all'anno, dico una volta all'anno... Una volta all'anno lui, solo lui. Sì, ho capito. No, scusi. Scusi. Cioè, posso capire la sua esultanza, ma non c'è da vantarsi. Scusa, una volta all'anno che più ci dico una volta all'anno, ma perché questo è contento? Scusa. Mi tocca stasera, mi tocca! Poi! Io! Devo andare! Vabbè, fai una cosa, siediti e aspetta. Valentino Pizzuto, applauso al nostro scienziato. Vabbè, Luigi, se dovessi scrivere un libro sulla Sicilia, cioè sulla Sicilia regione dal 2011 in poi, potresti mettere anche queste cose, diciamo così, di bassa lega. È drammatica la I dati sono sconfortanti, sì, perché o dicono bugie oppure insomma c'è malura. Non si pronuncia. O è la solita omertà siciliana, sai? Sì, ma io sono sicuro che si vergognano, non si pronunciano, ci sono le telecamere e poi insomma ci serviva questo finto sondaggio per fare una gag relativa ai 3 1/4. Allora facciamo una piccola dinamica interna, no? C'è il suo saluto. No, volevo salutare, parlando di ospitalità siciliana, a Scicli, sono andato per la Befana dove il pomeriggio. C'è un barocco meraviglioso, Scicli, una piazza bellissima. E siamo andati a vedere i presepi. Sì. Abbiamo incontrato 2 signori e siamo andati a vedere i presepi, si sono prestati, mi accompagnano a vedere i presepi, hanno preso la macchina, siamo saliti, siamo scesi, ma hanno fatto vedere di tutto, tra cui c'è un posto bellissimo, si chiama la grotta, dove c'è preso dentro la grotta e sotto c'è un fiume meraviglioso e tu puoi scendere fino a sotto. E sono il signor Antonio Gallina,
che nella vita fa i fuochi d'artificio, e il signor Giacinto che ha le pompe funebri. Ecco, insomma, facciamo un saluto anche a loro. No, voglio dire una cosa e poi veramente continuiamo col programma. Un'altra cosa che tu trovi solo in Sicilia non è solo l'ospitalità straordinaria, ma anche questo rapporto incredibile che ha la gente con il prossimo e poi soprattutto anche con chi fa il nostro mestiere. Però solo a Scicli può succedere che due persone che lo vedono per strada si prestano per accompagnarlo tutto il giorno a visitare presepi. Per un artista che va a farlo in provincia di Milano, tutto questo non accadrà mai, neanche se fosse... Ma devo dire che i siciliani lo fanno anche per le persone comuni. Lo dico, infatti, siamo per famosi questo. in tutto il Lo mondo. so, Io quindi- mi ricordo, ero una volta in Giamaica, mi dissero i siciliani sono speciali. Quindi è una cosa che noi abbiamo nei confronti di tutte le persone, l'umanità, Tullio la d'Episcopo- dolcezza, la capacità di donarsi. Tullio questo. d'Episcopo, che sarà con noi tra qualche settimana, potrà sempre raccontare di una signora che a Raffadali gli ha cucinato le polpette perché lo ha visto morti fame in Danagnuni e se lo è chiamato a casa e gli ha fatto le polpette. C'ero anch'io quella sera, era un primo giorno di maggio di qualche anno fa. Quindi, La Sicilia è terra di integrazione millenaria, già Assolutamente, sperimentata, sì, che sì, è vero. funziona. Spesso, insomma, soprattutto Un grande cuore. nei giorni, Un grande insomma, cuore nei giorni che che si vendono, abbiamo. si parla di quel conflitto fra culture. È un problema risolto ormai da secoli in Sicilia, che storicamente, per tradizione culturale, terra di accoglienza e di integrazione. E su questo abbiamo molto da insegnare agli altri. assolutamente. Allora, parliamo di amore a questo punto, perché tu al festival dell'anno scorso hai presentato una canzone Festival che tu dell'anno stessa scorso. hai scritto al Festival della Questa canzone è stata siciliana. un'emozione grandissima. Sì. Perché scrivere una canzone e cantarla è veramente una cosa diversa, perché ci metti veramente del tuo. Poi tra l'altro questa storia è dedicata a mia mamma, praticamente quando purtroppo mio papà è scomparso, e il vuoto che ha lasciato a lei e a tutti noi, ma in particolare alla compagna di vita dopo 45 anni, mi ha detto la metà della parte del mio corpo è morta insieme a lui. E questa Posso cosa ricordarlo, papà tuo, che è stato un grandissimo artista, Mamma che ha mia, vinto il grande festival, artista. ha partecipato a tante edizioni del festival, lo ricordiamo, Filippo Alotta, sì, un grande piacere perché ho avuto il piacere di conoscerlo, di lavorare con lui, di averlo ospite anche nel momento in cui cominciava a stare un po' male, e ho un ricordo veramente molto forte di papà tuo, grande artista che ti ha dato il gene della musica. grande insomma, artista e soprattutto anche un grande uomo, un grande uomo con una grande amore per la musica e per le persone. Allora, mando un bacio a papà tuo dovunque si trovi, a mamma tua che ci sta seguendo da Palermo, chiedo a Marilisa di accomodarsi in salotto, Grazie. a te di accomodarti Vado al di là, allora. pianoforte, perché sentiamo dal Festival della canzone siciliana dell'anno scorso Francesca Lotta accompagnata al piano dal vivo dal maestro Lucio Grazie, Nicolosi con Amuri mio. Prego, in versione unplugged, molto intima, prego. Mi vuoto e mi rivolto a notti, cerco attiglia, ma tu non puoi essere chiuca. E quando mi lasciasti sola, notte e giorno, ti vivo nei pensieri come se fossi quando mi tagliavi con tuo sguardo innamorato senza te impossibile. Amore mio, se fosse ancora qua, già le mie braccia al mio fianco, ed è fortissimo che sto bisogno in me, di avanti vivo e ca, su me petto
sempre già la gente, ma so che non è possibile. E sento ancora il tuo profumo sopra mia, e sì, i tuoi occhi, e sento la tua voce quando mi cantava nai 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 nai, senza di che vita è, amore mio, se fossi ancora qua, tra le mie braccia a me fianco, ed è fortissimo questo bisogno è mio, che fossi vivo qua sul mio petto, amore mio. Amore mio, se fossi ancora qua, tra le mie braccia e a me fianco, ed è fortissimo che sto bisogno è mio, che fossi vivo e qua sul mio petto. Grazie. Diciamo Bravissimo, preparato Lucio. la notte scorsa, perché io vi racconto anche il dietro le quinte di Insieme, che forse è anche come dire, il momento più intimo e più bello per il pubblico. Lei mi ha chiamato ieri, mi ha detto: ma se io facessi questo pezzo del Festival della canzone siciliana dal vivo col tuo pianista, che ne pensi? L'ho detto a lui, è svenuto, però mi ha detto: lavorerò tutta la notte, farò le partiture, che sono qui, guardate, su carta con foglio musicale, e lo hanno provato nel pomeriggio di oggi e credo che sia venuto veramente molto bene. E devo ringraziarlo Grazie. perché mi ha dato una grande emozione. Aspetta, Lucio piange. Qui ci vuole l'applauso forte. Grazie, grazie per Vuol dire che averci ancora esistono persone. Che c'è? Ora lo amo, è stato grandioso. No, ma questo vuol dire che esistono ancora persone di buoni sentimenti, e averli ad Insieme è per me Sei un straordinario, grande Lucio. piacere. Vieni anche Veramente. tu, Marisa, Grazie. confortalo, tu che sei la sua voce. Si è emozionato, la canzone devo dire che è molto particolare. Allora, riprendiamoci, perché altrimenti Luigi fa un libro subito, scrive un libro subito. Allora, Allora, Rosa, come sto? Come ti menti tu ogni volta? diciamo che Marilisa è un'altra scuola di pensiero. I cosci sui stessi. Lasciamo stare. Allora, pubblicità, e poi dopo arrivano i 3 e un quarto con la loro scenetta, ancora il signor Canebba con altre gag, un altro pezzo, perché poi andremo a sentire Non amarmi, con la voce anche di Aleandro Baldi. Era il Festival di Sanremo del 1992 e la giovanissima, la bimba allora, Francesca Lotta, vinse tra i giovani. Pianissimo, te lo dico pianissimo, il mio piccolo ciao, sottovoce, così nessuno capirà niente, e tu, solamente tu capirai quanto sono innamorato
te. Pianissimo, devo dirlo pianissimo, questo piccolo ciao, mi dispiace doverti dire solo ciao, mentre in mezzo alla gente vorrei gridarlo fortissimo, che ti amo fortissimo, che ti amo di più di ogni cosa al mondo, amore, mentre in mezzo alla gente vorrei, a tutta la gente vorrei gridarlo fortissimo, che ti amo fortissimo, che ti amo di più di ogni cosa al mondo, amore, amo te. Amo te. Grazie. Canzone meravigliosa, c'era il signor Canebba che piangeva questa volta dall'altra Bellissima. parte perché venga signor Canebba, capolavoro. apriamogli il microfono, era veramente una canzone bellissima di Rita Pavone, anche se i più giovani la conoscono adesso nella versione di Siamo negli Claudio anni Baglioni. 60. Sì, però la canzone... Ma che successe? Come che succede? No, ma poi siamo agendati. No, lasci perdere, quello è un monitor Ah. che lasci stare. Pazzo scatenato. No, perché altrimenti ci prendono per Ha pazzi. ragione. C'è un monitor che sta dando un po', ecco, in escandescenza. Signora guardate, Rosa, lei fa una Mariani che mi bianchi. mi mandate una telecamera? Perché altrimenti a casa ci prendono per pazzi. Eccolo qua, guardate, sì. Sì, io sono vestito di bianco, sembro un barista in questo caso. Ecco, adesso arriva una telecamera, forse, niente. Sa, signora Rosa, chi se siamo? no sembriamo dei... Video Kill del Ready a proposito degli anni 80. Vabbè, vi ringrazio lo stesso, la prossima volta. Comunque c'è un monitor che sta dando in escandescenza. Beh, bene, benissimo, lo stiamo vedendo da lì. Vabbè, in qualche modo. Grazie Natale Signora Zennaro. Rosa. Allora, sì. Pianissimo, le dico che lei è bravissimo e la ringrazio sempre che mi vuole in questa Ma trasmissione. guardi, vabbè, Grazie. applauso, non ha importanza. Complimenti a Marilisa e a Lucio per questa bella canzone d'amore, ricevo di Rita Pavone. Io devo dire, con tutto il rispetto per Claudio Baglioni, che è straordinario, però la preferisco nella versione di Rita Pavone. Allora, scenetta e poi parliamo di grandissimi artisti che stanno per arrivare in Sicilia. Quando un fratello e una sorella si incontrano possono nascere degli equivoci, possono nascere anche delle situazioni un poco particolari. Quando poi il fratello e la sorella sono i componenti di un duo cabarettistico palermitano molto simpatico come i 3 1/4, il tutto diventa veramente molto divertente. 3 1/4, prego. È incominciato! Ma mi stavo vendendo la rosa, mi stavo vendendo... Aggiustiamo il monitor! Canciamo mo, Maggi che bello non è la rosa! Maggi che è l'aria chiesa, ma che aspetta il cesso... Mi sono fatta rosa! E sono emozionata sono! Anzi mi sono scordata a farmi il flex che mi dovevo lavare questi peli! Ciao sorellina! Mi ha fatto allampanare il sangue! Allampanare. Dammi un bacetto! Vabbè, non c'è bisogno, dai. Dammi un bacetto! E dove lo vuoi? Su tascina! Sì! Dai, un bacetto a sorellina tua! Vieni qua! Allora, è tutto a posto? Sì, tutto a posto! Allora, a momenti il nostro ospite sarà qua. Sì, ok? sì. Mi raccomando, cara sorellina, questa volta ti innamori e te lo sposi e te ne vai domani mattina stesso, è chiaro? Ma ci assomiglia a Salvo Rosa!
Preciso. Perché a me mi piace solo Salvo La Rosa. Lo so, però non ti preoccupare, c'è una certa somiglianza, No? mi raccomando. Ma mi piace Salvo La Rosa, bello sì. questo bel morone. Allora, mi raccomando, gioia mia, perché tu capirai bene, io ho bisogno della mia privacy. Ti ricordi quando sei venuto e mi hai detto, fratellino, posso stare 2 o 3 giorni da te? E perché passarono 2 o 3 giorni? 10 anni passarono, non ti dici più. Già 10 anni passati. 10 anni di vita infernale insieme a te. Ho bisogno della mia privacy. Perché sono senza capire? Passano 10 anni. E certo, ero giovane. Oh, allora, mi Va bene. raccomando, Sì. lui è un tipo molto, molto, ma molto fine. Sì, così. No, fine, raffinato. Ah, allora è così. Che c'è? Perché quando uno è raffinato è così. Sì, e sì, poi è raffi- francese. Hai visto? Ha questo modo di parlare con la R moscia. Oh, vedi che c'è la moscia? Ma che c'entra la R? Sa, comincia da R e poi si arriva da M. Oh, non ti permettere. Oh. Ma ci assomiglia almeno un pochino a Salvo La Rosa. Ci assomiglia, tranquillo. E poi fammi la cortesia, cara sorellina. Sì, sì. Non ti fare venire la fantasia di parlare in francese con lui perché tu non parli l'italiano, figuriamoci il francese. E perché non so parlare il francese? Io l'ho studiato a scuola il francese. Ma che hai studiato a scuola, che sei Io lo so arrivata alla parlare. quinta elementare? Io lo so parlare il francese, se proprio lo vuoi Allora, sapere. fammi sentire qualcosa in francese. Talbot, Peugeot, Renault, Talbot, Citroën. Citroën. Lo vedi che non so parlare? Citroën, che Citroën. Vabbè, sì. Voulez-vous vous coucher avec moi ce Sì, soir? va, ma che parli di canzoni? Allora, se sei bravo in francese, traduci qualcosa dall'italiano, che so, si è fatto appena buio. Scusa. Scusa. Lo vedi che lo so? Ma senti. La Torre Eiffel. Sì, vabbè, la Torre Eiffel, che sei deficiente. La Torre di Pisa. Ah! Devi stare muta. Sì, muta, sono muta. Fai parlare a lui, Sì, ok? sì, sì. Oh, adesso andiamo alla parte più importante. Ma ce l'hai gli occhiali? Perché a me mi piacciono con gli occhiali. Ce li ha, sei fortunato. Va bene, Mi raccomando. sì. Allora, innanzitutto, cosa pensi di mettere a tavola come servizio? Allora, sapendo che tu ci tenevi, ho preparato il servizio più bello che ci avevamo. E qual è? Ho messo allora i piatti di porcellana. Ecco, ci siamo. Porcellana, che porcellana? Porcellana? Vabbè, porcellana, è sempre come un puoi qua a mangiare chino. Non ti permettere. Va bene. Allora, poi ho preso i bicchieri invece di Murena. Sei i pisci, che Morena, di Murano. Vabbè, di Murano. E poi le forchette di Dario Argento. E le forchette... Le forchette di? Di Dario Argento. Dario Argento. Di Dario Argento. Ma che dici? D'argento e basta. Perché il nome non hanno? Nome non ne hanno? Per non spaventare lo stesso. Oh, mi raccomando. Allora, poi andiamo alla parte più importante. Sì. Io ti ho lasciato quel bellissimo libro di cucina, ok? Sì, sì. Il gambero rosso. Sì, sì. Cosa hai preparato per cena? Allora, sapendo che ci tenevi a questa seratina, ho preparato una cosa speciale. Non lo so, visto che lui è francese, magari un piatto francese per farlo Quale sentire... francese? Di più. Di più? Ah, Di più. non dirmi che hai fatto quella meravigliosa paella spagnola che c'era nelle fotografie. Quale paella? Di più. Alta cucina italiana. Di più. Ma che gli hai fatto? Salsiccia di patate! Ma quanta salsiccia, quante patate! Allora pigliavi patate, giusto? I misi tutto attorno al piatto e poi ci furricava salsiccia tutte latte. Parevano tutti completo chi cannile. Ma quanta salsiccia, quante patate! Scusa, non l'ho capito. Sì, Questo signore francese sì. viene qui per conoscerti. Sì! Sai che sei una donna eccezionale in cucina? Peggio! E tu cosa gli hai preparato? Salsiccia di patate! Lo sapeva che ti piaceva? Aricchi! C'era posto di salsiccia senza patate! Sono di patate senza salsiccia! Oh! Ma ti pare che mi neghi di Tonino sta l'ingoiato! Tonino melengoiato. Tonino melengoiato! Che c'entra Tonino melengoiato? Ora che lo sai gola! Oh, Tonino melengoiato! E vabbè, ti pare che mi melengoiato! Ma come parli? Stai muta! Perché? Ma ti rendi conto? Ti presenti con un piatto così misero, salsiccia con patate! Ma è troppo bella la salsiccia di patate! Ma per noi, ma per lui che è un francese, che è abituato all'alta cucina francese, gli prendi un piatto così misero, dai! Ah, se allora non so ci piace la salsiccia di patate! Un bicchiere ci facciamo allora. Fammi pensare un attimino. Va bene. Fammi pensare, dobbiamo risolvere questo problema. Sì. Lasciami pensare. Che a fare? Lasciami pensare. Pare che pensando cancia. Ah, non ti mischiare. Tu pensa, salsiccia di patate? Camarria! Mi te concentri. Tanto mi scisi? Ci sono. Salsiccia di patate? No, scordatela. Insomma, chi c'è a fare allora? Anitra all'arancia.
Perché avevamo Anitra, perché avevamo arancia, non avevo niente, non avevo solo salsiccia con patate. Bravo, infatti è una finta. Come? Allora tu adesso fai così. Sì. Vai in cucina e prepari un brodino caldo, proprio giusto per farlo, no? Un brodino? Un brodino caldo. Ma c'ho solo mezzo dado. Glielo fai lo stesso, fai questo brodino caldo, poi quando verrà il signor François, direi François, e come primo ho preparato un brodino caldo per mantenerci leggeri, perché come secondo ho preparato... Salsiccia che patate. Camorria, scoidatella! Insomma, ma quello l'ha detto. Ma anitra all'arancia. Cosa succede? A quel punto andrai a prendere l'anitra all'arancia in cucina, facendo finta ovviamente, farai finta di litigare col cane, poi verrai qui tutta disperata, ah che disgrazia, il cane si è mangiato l'anitra all'arancia, lui che è una brava persona capirà la situazione e perlomeno sistemiamo la cosa così, ci guardi, c'è un altro piatto un po' più rozzo che è più grezzo, salsiccia che patate. Hai capito? E a questo punto è mai o cane puro? Perché si aspetta che c'è la salsiccia invece che c'è l'anica? Ma capito c'è l'anica? Ma chi sarebbe che capisce? È una finta! Vabbè, ho capito l'importante benissimo. è che tu fai Allora, questa cosa. io vado di là, faccio finta di litigare col cane, poi vengo qua e gli dico il cane si è mangiato l'anica, si accontenti della salsiccia. Ecco, perfetto. Perfetto. Allora, mi raccomando, Sì, io sì, me ne sì, vado via, vi lascio soli. Ma Lui c'ha fra 2 somiglia a minuti è Salvador qua. Rosa. No, C'ha somiglia a Salvador Rosa. preciso. Mi raccomando. Pensa che c'ha semiglia. Non farmi fare brutta figura. Va bene, tranquillo. Mati, che bello su insieme. Ma quando faccia Salvador Rosa mai sempre c'è sacco o c'è? Alain Delon. C'è un campanello che ci sono in francese. Avante! Avante, preghiere! È permesso? Ma che biglietto! Si faccia vedere! Ma se faccia il suo cuginino! Ma che biglietto! Un sapottalare! Lei è come il sole a mezzogiorno! Grazie. Un sapottalare! Preciso a Salvador Rosa! Guardi, lei è preciso, sputato a Salvador Rosa! Sputato? Più sputato che preciso! Prego, si accoccodè, vengi qui! Si accoccodè! Si accocodè? Sì, Non preghiere! non comprendo. Accocodè cosa vuol dire? Accomodè, accomodè, a sette! A sette. E le pugliene culene le segge! Le pugliene. Bonsoir! Ma che biglietto! A chantè. A lei a cuccioli c'è Ministra, sciancata, ministra! Sciancata mamma, ministra! No! Io ho fatto le sfilate! Io sono stata indossatrice! Indossatrice. Io sono stata pure una miss! Miss. E che miss è stata? Miss Schifio! Miss che figlio. Sì, sì! E mi c'è sciancata, No. te l'ha seccata, la seconda manna bella! Madame, a chanter madame è un complimento francese. Ah, un complimento! Grazie, merci! Mon chéri. Ferrero! Ferrero. Ferrero! Ma anche alla grit? Alla grit? Ma si incontra... Posso? Grazie. Si accomodesse! Amonassi! Ma che Tuo fratello mi aveva avvisato che era un pochettino così irruenta. Pure mio fratello mi aveva avvisato che lei era veramente un bell'uomo. Senta, ma questo è pelo naturale, tipo scemione? Oppure una maghilana? No. È originale. Sì, originale. Vero? Con lei non c'è bisogno che se avremo i bambini di portarli allo zoo. Satana non ha casa. Beh, io so che lei è una cocca eccezionale. Ah, sì, le più gran cocche del mondo. Io sono alla coque. Sì, alla coque. Allora che le dice di incominciare a mangiare? Sì, cominciamo subito. Prima cominciamo prima se ne va. E allora per cominciare avrei preparato, per metterci leggero, il bruero. Le bruer. Qu'est-ce che sei? Ho capito, le consommé. No, l'uopo. Prima lo mangiai e dopo lo consomai. Glielo vado a prendere subitissimo. Grazie, madame. Non si butti dalla finestra, perché siamo pian terreno, non facevo niente. Ma che biglietto! Che donna meravigliosa! Questa è la volta buona che mi accoppio. Bravo! Maggi! Meglio su ne manci! Ecco qua! Lei non mangia il consommé?
No, c'era mezzodato. Mezzodato? Vabbè, c'è lo Spartan, Sì, ma pardon, non vedo le posate. Le posate? Oui. E le posate le ho posate. E non mi ricordo più dove le ho posate. Ma le posate le ho posate. E allora come Ma si fa? così, faccia come me. Brindiamo alla salute. Chanten. Chanten. Ah, che bello. È un pochettino... Ma che bello. Su che? Su che? Sì, tipo giapponese. Su che? Quello è sake. E sa chi è? Chi ci come soldato? Chi ci vinne? Com'è? È una spiritosona. Sì. E poi è molto rumorosa. E non ho sentito quando ci rutti. E rutti? Sì, parolette una paro. Ah? Se me la sto io proprio faccio cette proprio. Le vuole sentire le puzzette. Lei un po' esagerata. Oh, è finito il bruer. E adesso? E adesso vado a prendere l'anitra. Oh! L'anitra? Che tipo di anitra? Guardi, sapendo che lei ci teneva. Cosa mi ha preparato? Allora le avevo preparato per secondo. L'anitra all'arancia. Ma come faceva a sapere che è il mio piatto preferito? Anitra all'orange. Pure il suo piatto preferito. Oui, guardi, madame, a me una porzione grossa così. Un caddozzo più grosso è su. Un caddozzo? Sì. Il pezzo più grosso. Ah, il pezzo più grosso, sì. Il caddozzone. Le caddozzone. Le cazzottone. Ah, le caddozzone. Un cazzottone in faccia. Glielo vado a prendere. Sì, mi raccomando. Ora io vado a prendere l'anitra. L'anitra ci vado a prendere. Ma perché? L'anitra là. Ma per qua? Ma per qua sta facendo così, madame? Perché c'era affezionato. C'era affezionata a quest'anitra. Lei era affezionata all'anitra? Sì, l'ho cresciuta io, proprio da me in cucina. In cucina? L'ho allevata io per un'occasione importante. L'anitra? Sì, per lei. Per me? E ora... Io c'era affezionatissima alla mia anitra. Si figuri che io e l'anitra ci parlavamo. Cioè lei parlava con l'anitra? Sì, e lei mi rispondeva. Cioè l'anitra rispondeva? Perciò, allora per esempio, certe volte non la potevo trovare più e la cercavo e gli facevo, ma dove sei? Ma dove sei? E lei mi rispondeva. E cosa diceva? Qua. Ma guardi che tutte le anatre dicono qua. Ma dove non diceva qua, vero qua, Incredibile. Mi la vado a prendere un cattozzo chiuso. Grazie. Là, non c'è là. Mi dispiace, però l'anitra all'orange è un piatto eccezionale. Disgraziato! Passa lui, sto ne sei fatto tu! Poi mamma, da un vice così. No, qua no. Oh mio Dio! Madame! Che disgrazia! Non mi dica che il cane si è mangiato l'anitra all'orange! No, si fotte a salsiccia di patate! E ora? Dove andiamo, madame? Dove stiamo andando? Signore e signori, 3:15, Valentino e Fabrizio Pizzuto. Grazie. Devo subito dire una cosa, anche alla luce del risultato che avete appena ottenuto, che vi preferisco in questa veste di cabarettisti, perché devo dire che tu come sociologo, psicologo, sessuologo hai proprio fallito. Un po' anche per colpa vostra, per la verità, ma insomma è molto meglio che tu faccia il cabarettista, perlomeno qui sul palcoscenico insieme. Volevamo approfittare per fare anche noi qualche saluto. Fallo, sì. Allora, intanto la nonna Gatina vuoi che non salutiamo nonna Gatina? 96 anni. 96 Nonna Gatina, 96 anni. ti Si è saluto. rotto un femore, si è rotto. Ah, mi dispiace. Ma d'altronde sono felice a così. La saluto. E poi volevo salutare pure la signora del mio stabile, del mio palazzo, che poverina è stata pure lei ricoverata da circa un mese per via del fumo. Ne approfittiamo per dire non fumate. Bene, mi associo. Beh, fate quello che volete, ma se potete non fumare è E meglio. poi salutiamo Mi i fa Fabbri. bene. I Fabbri? I Fabbri? Sì, tutta la famiglia Fabbra, che non fanno i Fabbri, ma sono una Salutiamo famiglia. allora, scusami, I anche Fabbri Fibra, che sta I per Fabbri. arrivare in Sicilia il 5 marzo, organizzato da Salvatore Tolomeo, concerto di Fabbri Fibra al Palasport di Messina, e qualche giorno prima Fabbri Fibra qui
ad insieme. Ma di che biglietto? Picchista mi piace lui! Ma di che biglietto? Io voglio consigliare a tutti di andare a vedere Papi Fibra perché comunque il suo concerto vi aiuta ad andare di corpo. No. No, la fibra, Guarda come ti guarda Tolomeo. Invece non per... No, cioè... Quelle sono le fibre che fanno andare. scusate, le fibre. I 3 e un quarto, a casa. Le fibre. Tra l'altro, lo so, Luigi Pulvirenti, Pirandello, noi non ce ne rendiamo neanche conto, ma è l'autore teatrale più conosciuto e rappresentato non in Sicilia, non in Italia, non in Europa, ma nel mondo. Quindi, molto spesso, purtroppo, fai un altro libro, sto commissionando tante cose a Luigi. Lo scriviamo insieme. Neanche noi siciliani ci rendiamo conto di quello che abbiamo in questo triangolo che c'è lì. Guarda, quel triangolo lì è stato ed è pieno, microfono anche di Francesca, di artisti straordinari. Pirandello, tra l'altro, è uno dei miei autori preferiti perché dipingeva ogni personaggio. Sembrava che lo dipingesse, era una cosa straordinaria. Tu pensi alla... Psicologicamente. Sì, anche quel triangolo lì va benissimo. Prego, tu pensi alla storia della letteratura del Novecento, no? Da Pirandello a Quasimodo. Come no? Sai che mi ha detto mio figlio l'altra volta? Lui è uno che legge molto e quindi io dico ai ragazzi di leggere sempre, e comunque state anche su internet, perché no? Ecco, non voglio fare... Ma c'è Pirandello su internet? Sì, c'è, anche su internet leggete i libri, leggete moltissimo. Mio figlio mi ha detto, dice, pensa quanto sono stato sfortunato io a nascere nel 1993 e comunque in quest'epoca, perché non ho conosciuto nessuno dei grandi artisti, nessuno dei grandi scrittori, nessuno dei grandi letterati, è vero. Pensa Bufalino. Quando io ho detto che io ho avuto il piacere di intervistare Sciascia e Bufalino, quasi quasi insomma mi voleva ammazzare, no? È vero, è così. Vabbè. È uscita di recente una raccolta di racconti inediti di Sciascia che insomma sarebbe il caso di leggere perché sono molto interessanti. E c'è anche una docufiction di Franco Battiato su Gesualdo Bufalino che vi consiglio di vedere. Stasera consigli per gli acquisti, ma per gli acquisti importanti. Ma vuole che fare? Che cosa vuole fare? Dopo Pirandello, quella, che fa? Che me la compassa per fare? Però poi mio figlio mi ha detto un'altra cosa. Papà, sono stato sfortunato perché sono nato nel 1993 e non ho conosciuto tutti questi grandi artisti, ma sono fortunato perché sono il figlio di una persona che conosce Carlo Canebba. Hai visto? E quindi tutte le volte che voglio lo posso incontrare. Anzi, mio figlio è stato con noi in Australia. Che bella vacanza. E siete stati per 10 giorni insieme. Erano molto legati, Sì. Dai, che c'è? Volevo precisare, non è stato il cane a fregarsi la salsiccia con le patate, ma è stato Carlo Canebba. Ma non è vero. Sempre Canebba, no? Ah, vero, Canebba che abbaia non morde. Come si chiama quel canuzzo Si meraviglioso? chiama Gigi. Io ho 7 cani, ho trovati tutti abbandonati. Anzi, vorrei invitare un attimo... Dillo pure, lo stavo dicendo io, ma lo dici tu. Vorrei invitare un attimo le persone a riflettere su questo problema dell'abbandono degli animali, perché purtroppo non solo, nella maggior parte dei casi questi animali abbandonati muoiono, ma possono causare degli incidenti gravissimi e molta gente purtroppo muore a causa dell'abbandono di questi animali. Quindi pensate, nel momento stesso in cui abbandonate un animale potreste essere la causa della morte di qualcuno. Brava Francesca, io ne approfitto per dire che nell'ultimo spettacolo che abbiamo portato in giro l'estate scorsa con il signor Enrico Guarneri Litterio c'è un momento in cui il signor Litterio e il signor La Rosa, in maniera ironica e divertente, parlano di un cagnolino che il papà del signor Litterio Scalisi ha salvato da morte sicura proprio sullo stradone che porta al paese. È un momento divertente e simpatico anche per parlare della sua famiglia, ma ne approfittiamo per dire in tutti i nostri spettacoli che i cani non vanno abbandonati, non sono dei giocattoli. Se non potete tenerli, se non potete accudirli, non li comprate, non li regalate ai figli come se regalaste una bambola oppure un pupazzo. Quindi lo faremo lunedì 24 con Enrico Guarneri questo pezzo, così tireremo fuori anche questo appello. Lunedì 24? Sì, Enrico Guarneri lunedì 24 qui. Chi conto? Chi vuole? Conto. C'era una volta. Sì. No, sai perché stamattina si parlava alla radio, abbiamo parlato di sogni. Sì. Di sogni. E mi veniva in mente... La vita è un sogno, i sogni
aiutano a vivere. No, questo è Marzullo, non c'è un altro programma. No, i sogni veri sono quelli che noi sogniamo, che poi non ci ricordiamo mai. Sì. No, ma questo non c'entra niente, perché volevo parlare di una vecchia, di una delle favole più belle. Sai che hanno avuto un successo clamoroso ultimamente su Rai 1, Cenerentola, Biancaneve e Sette Nani, Pinocchio. Ma perché le favole ci aiutano a sognare? Bellissime. Un'altra cosa che voglio dire ai genitori, raccontatele le favole ai bambini quando vanno a letto, perché è una cosa bella. Non solo si addormentano, ma si addormentano pensando, con la fantasia nel cuore. Prego. E secondo me, Cenerentola, una condanna buona. Hai visto? Io ho fatto un appello sociologico e lui subito ha distrutto tutto. Lei si ricorda, no? Sì. Le sorellastre, 1, 2, 3, vanno a ballare, Ida resta sola che lava la casa, che pulizia, che sgada i pavimenti, tutte cose. A un certo punto ci viene la fata, dice: senti, tu devi andare a ballare. Dice: come ci vai a così? Ci vuole da besso io. E allora che cosa fa? Con la bacchetta magica gli fa un bel vestito, piglia la cucuzza e fa una bella carrozza, piglia la cucuzza piglia i suggi. Non credo che stiano ridendo per lei, c'è qualche elemento di disturbo in salotto. Ma non credo proprio. No, neanche io. No, rido proprio per lui. Questi vanno a ridere con Carlo. Piglia i suggi e fa diventare cavalli. Sì. Piglia che c'è una rana e lo fa diventare un bello stalliere. Chi lo capote cavalli come si chiama? Come si chiama? Ugnore. Il cocchiere. Cocchiere. Però è stalliere perché stava d'estate. Vabbè, lo stalliere è quello che tiene a bada i cavalli, il cocchiere è quello che poi... cocchiere, quello che sale a cassetta, mi pare che si dice, no? No, maestro, non si dice così, sale a cassetta, cioè si mette lassù. Sì. Con cosa parlano? No, con le professoresse della scuola di Paternò. Le professoresse. Sì. Come si chiama? Cocchiere? Sì. Però stava andando a stare, era uno stalliere che diventa cocchiere. Ma uno con muscolosissimo, capitenivore, un bel ragazzo. Classica, fino ad oggi è uguale, la fiaba è uguale come nella fiaba. Ida arriva a ballo, il principe appena a vire, dice: ma qui è, ma che bella, e cominciano a ballare. I sogni sono desideri. Speriamo che Luigi non scriva mai questo secondo libro sulla nostra trasmissione. Spero che se lo dimentichi. Uno furri, una balla, a morte subitanea, tom, mezzanotte. Dice: ma ce me ne scappare. Questo chi è, scusi? Ida che scappa. Ah, sì, ho capito. No, perché mi sono confuso. Cenerentola che scappa. Comincia a scendere le scale. Ma c'è queste scale. Ma mi sta scappa. Ma me ne scappa lo stesso, se ne scappa. Il principe trovava, scappa. Dice: domani ma ho cieco. Giusto, fino a qui la fiaba è giusta, è corretta, no? Arriva l'indomani perché traffico. Comincia a topoliare. Sì. Porta per porta, tutto. Ci sono signorine qua? Sì. Ci vediamo? Te ciassi? Non te ciassi. Non si... Qui la fiaba comincia ad essere diversa. Sì. Ti ciassi? Non ti ciassi, non si tu. E se ne vanno a facciamolo da capo, via. Ti ciassi? Non ti ciassi, non si tu. Date a ridere, non dire ti ciassi! Non ti ciassi, non si tu. Ciao ciapotta, ti ciassi, non ti ciassi, non sei tu. Ti ciassi, non ti ciassi, non sei tu. Ciao ciapotta, ti ciassi, non ti ciassi, adesso ho capito che le è piaciuta questa cosa, però dobbiamo anche chiudere. Aspetta, che c'è il telegiornale. Non è che ti ciassi subito. Certo, l'ho capito, però... Ti ciassi, non ti ciassi, non sei tu. Ti ciassi, non ti ciassi, non sei tu. Ti ciassi. Lei è... Ti ciassi, sì tu. Io sono... Ma sente, mi dica, ma perché te ne scappaste di premura? Io una cosa ti volevo dire. E che cosa, signor principe? Qui era il bello cocchiere che portava i cavalli. Ah, adesso ho capito cosa lei intendeva.
dicendo esattamente le cose non sono andate come per decenni sono state raccontate, perché c'era il cocchiere che aveva... Io tutta questa barzelletta la faccio, perché mi piace sto... Sì, c'era il principe che aveva altre cose. Vabbè, il signor Carlo Grazie. Caneba si accomodi qui, Fabrizio, vabbè. non sei tu. Allora, pubblicità tra un istante, poi dopo sentiamo Non amarmi, ripeto, con la voce sempre molto bella di Aleandro Baldi. Io intanto voglio farlo rivedere questo libro, Luigi, D'estate i temporali. Compratelo, lo dico soprattutto insomma, a quelli della mia generazione, perché ci sono dei ricordi molto particolari. Adesso sfogliandolo dietro le quinte durante l'esibizione dei 3 e un quarto abbiamo trovato ancora altri punti di contatto, non solo insomma, la vita di Taormina, quella di Catania, di Aci Trezza, di Aci Castello, i locali, i negozi di dischi, i compagni e gli amici di allora, i barman, Esatto. il grande Nico che saluto, straordinario, i cocktail di una volta. Angelo Azzurro, il famoso Angelo Azzurro. Esatto, insomma, vabbè, cominceremo a piangere come ha fatto Luccio ricordandoci i tempi, insomma, che non ci sono più. L'estate a pedale. L'estate a pedale a alla Castagni, bussola. la bussola, insomma. Sì, tu quel l'immagine. periodo. Racconta, cerco di La raccontare. via Asiago, la malinconia. piazza Immagini, Ariosto, insomma, in questo momento chissà quanti miei amici si ricorderanno delle passeggiate in via Asiago, avanti e indietro, delle passeggiate in piazza Ariosto, sempre passando da una parte all'altra della piazza, insomma. Piazza Michelangelo, Luoghi di ritrovo che un po' si sono persi. il condominio di Aci Trezza, qui mi rivolgo ad altre persone, vabbè, lasciamo stare, dai. Il perroquet di Taormina. Ma quello se lo ricorda lei, guardi. No, vabbè, anche il perroquet di Taormina Ha fatto storia. ha fatto storia, Storia, veramente È stato uno dei storia. primi locali particolari sicuramente della storia Veramente. siciliana. Le prime, già 30 anni fa si facevano spettacoli da drag vero, queen. è vero, è 30 anni fa in Sicilia, Siamo stati che anche magari noi. forse al Avanti. nord non si pensava minimamente. Che poi questa terra, che a volte è vero che è un po' arretrata per certe cose, invece per tantissime altre è stata sempre all'avanguardia, no? Diciamo che ha bruciato un po' le tappe. Il perroquet è stato, siamo tra i primi locali. Assolutamente sì. gay Perché il garage, con i primi d'Italia. spettacoli, con le imitazioni, arrivava gente da tutto il mondo, È da vero, è tutto vero. il mondo. Il lunedì, questo è un po' per i nostri padri, il lunedì del Lido dei Ciclopi. I nostri genitori impazzivano e lì arrivavano tutti, arrivarono i Platters. Quando arrivarono i Platters, mio padre si preparò per una settimana per andarsi a vedere i Platters, ti ricordi? Gloria Gaynor, Gloria Barry Gaynor, White, sì. La prima Alto radio Bar. libera di diffusione quello di musicale Gloria è nata proprio a Catania, la storica Saro CTA. Fichiera, che voglio ricordare, non c'è più, Altuvà, portò veramente tutti i più grandi artisti, compreso Barry White. che Il io- Pomofiore! Gianni Creati, le prime televisioni. Io ho fatto la valletta. Hai fatto la valletta Sì, a Gianni che poi Creati? sì. Io dico un'altra cosa, che se noi siamo qui ancora stasera a fare televisione, lo dobbiamo al Cavaliere Recca con Teletna e a Gianni Creati con Telecolor di allora, e furono Però- le prime però grandi a TGS, emittenti. io la- E TGS a la- Palermo, CTS e tante altre. Ha Vabbè. ragione lui quando la radio era veramente libera, quando la radio era veramente Comunque mi libera. ha fatto Quando riflettere tu- molto lui quando ha detto appunto di questo locale così particolare in quegli anni. Come no, Vuol certo, dire che lo comunque c'è un confermo. grande rispetto, una grande... Sì, la sì. tolleranza non è una parola Ma che mi non piace. parliamo, già Proprio parliamo una... fine anni 70, no? Gli anni 80 è stato il boom. Beh, le radio private sono state veramente tra le prime in Sicilia e guardate, qui c'è una trasmissione che va molto bene, che è Insieme. Allora c'era un programma che andava in onda a Radio Studio Centrale, presentato da Melvio Marino, si intitolava Mi Amigo, che andava in onda alle 14:30, cioè quando noi tornavamo da scuola. Vi garantisco che si fermava la città, che tutti noi sentivamo Melvio in radio e facevamo le dediche, la classifica, chi sale e chi scende, perché volevamo sapere se c'eravamo in quella classifica, e se non c'eravamo vuol dire che contavamo poco o comunque nessuno ci filava. Subito dopo delle radio che sono state importantissime per la città, Radio Luna, Radio Come? Delfino, Radio Marte, Radio hanno Sole. lasciato Sì, una- sì. Radio Smeralda. un Io segno. iniziai con la radio 30 anni fa, che si chiamava, era a San Gregorio, una piccola radio, si chiamava Radio Trinacria. C'era un programma bellissimo a Radio Catania International Sound, c'era anche Angelo Micale che ancora è a Telecom. Vabbè, lasciamo perdere, se no piangiamo. Comunque, leggete questo libro, c'è
questo ed altro, d'estate i temporali. C'è anche una presentazione di Pietrangelo Buttafuoco, che insomma, che è uno che ha una bella testa ed è siciliano pure lui. Una cosa voglio dirti, qua c'è scritto, scusami, ero democristiano e sono diventato missino. Adesso che voi missini siete diventati tutti democristiani, io dove vado? Quello sei tu. È in una frase il senso di smarrimento di una generazione che non ha più punti di riferimento. A cercare un po' più in là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, che le disse il mare. E allora giù, quasi per caso, più vicino ai marciapiedi, dove è vero quel che vedi. E allora giù, senza bussare, tra le ciglia di un bambino, per potersi addormentare. E allora giù. Marilisa e Lucio, vieni Francesca. Allora, ne abbiamo parlato più volte grazie al nostro angolo musicale e anche grazie a questo libro abbiamo ricordato quegli anni 1992, Francesca Lotta da Palermo e Aleandro Baldi da... Greve in Chianti. Che si trova esattamente? È vicino Firenze. Vicino Firenze, 15 vinsero chilometri. il Festival di Sanremo tra i giovani con questa canzone. Bellissima, Sì, rimasta nei nostri Ma ricordi, nei pensa, non nostri ci cuori. volevano neanche mandare a Sanremo. Quindi. Questo ti fa capire quanto ne Perché capiscono. dicevano che quanto non ne era capiscono a Sanremo. credibile, ogni una tanto. storia d'amore tra una persona che aveva un handicap e un'altra che no, quindi Eravate, non ci volevano proprio andare. eravate avanti Dai. anche voi, Però 1992. anche per riflettere. Bellissima storia d'amore, Non amarmi, con Aleandro Baldi, voce Francesca Alotta. Prego. Allora, chiudiamo alla nostra maniera con un bel sorriso, con un cavallo di battaglia del repertorio dei 3 1/4. Prego, Valentino. Come al solito mio fratello sempre in ritardo, mai una volta puntuale, sempre ad aspettare. Arriva. Ah, Vai. finalmente sei arrivato. Sì. Guarda qua, 17 secondi di ritardo. Io sono Pignolo. Tu sei Passolino e Pignolo. Ma che c'entra, dai, avanti. A parte che la colpa non è mia, ma la colpa è dell'orologio. E perché? Perché mi ha detto con questo orologio ci potevo fare il bagno, la doccia. E allora? Ma io il rubinetto non la trovo. Dai, per cortesia, dai. E comunque, che ti è successo? A te. questa fascia? Perché? No, è perché io ho un amico che abita di fronte a casa mia, al terzo piano. E come si chiama? Nicola. Nicola. Non conosce Nicola? Nicola, Nicola, siccome non ci funziona il citofono, allora ogni mattina io passo sotto casa sua e lo chiamo, no? E lo chiamo così. Come? Nicola! Lo chiami in questa maniera? Sì, perché se no non sa faccia. Ok. Allora lui che fa? Si apre la finestra. Ora, nel modo di aprire la finestra, c'avevo un vasetto proprio nel davanzale, no? capito. Quindi aprendo la finestra... Ho capito. Aspetta. Ho capito. Aprendo la finestra, il vasetto è caduto di sotto, ti è finito in testa, ti sei spaccato e ti hanno fasciato, chiaro? E non è così. Ora cominciare da capo. Allora, vado da questo amico mio che si chiama Nicola, come tutte le mattine, e lo chiamo 3 volte. Di E nuovo. lo chiamo così. Nicola! Ma c'è bisogno. Nicola! Nicola, allora che fa sa faccia, solo che il vasetto già aveva caduto prima. E quindi? Piglia un vaso di 30 kg e mo tira. Ma che dici? Sì, e io mi canzio. Piglio un vaso, mi tiro un vaso di 30 kg e io... Ma c'eri pure tu? No. E perché ti canzi? Ma chi c'è? Dai! Vabbè, e mi canzio. E allora piglia e mi fa, acchiana che ti fa bere una cosa. Come? Acchiana che ti fa bere una cosa. Sali che ti devo far vedere una cosa. Sali allora. che devo far vedere una cosa. E siccome ci andava così nervoso, dici chissà che cosa è successo. Allora piglia e mi dirigo con foca verso il portone di casa sua. Ti dirigi con? Foca. Con foca. Con foca. Cioè tu ti dirigi con foca. Con foca. Con foca verso il portone. Che? Con foca. Adesso tu mi spieghi che vuol dire con foca. Avanti, spiegalo. Con foca. C'era una foca e fa, ma non è Nicola, la foca. C'era una La foca. foca. C'eri tu? No. C'era la foca, c'era. A foca. Sì. Oh, sembra che da mischi, sembra scudo. Oh. E allora ci pigliamo mano e manuzza con la foca. No, semmai mano e pinnuzza, scusami. Mano e pinnuzza? Sì. E io chi ci pigliamo? La pinnuzza. Perché si era contento di fare? Gli chiamano le cuola! T'apriamo!
è intitolato che ne fare bene una cosa. Allora, con la foca ci dirigiamo verso il portone di casa sua. Sì. Solo che aveva il portone quella all'antica basso, ti ricordi quei Stop, ho capito, scusami, non ti sei accorto che il portoncino era di quelli bassi all'antica, gli hai dato una testata, ti sei spaccato e ti hanno fasciato. E un è così. Nicola! Nicola! Ma che? Nicola! E si vede Nicola che affaccia, non aveva più manco un vaso. E quindi? Smonta la finestra e mette la finestra. Ma che dici? Ciacca, che fare per una cosa. E allora parto, solo che la foca non c'era più la foca. Meno male. Però c'era un pinguino. Un pinguino? Sì, che fa? Ma tocca per non sopra a me. Ma che dici? Ma vada! Ci ho dato un calcio all'arroccato al pinguino. E allora mi dico sempre sotto il portone che era basso. Allora che faccio? Mica sono scemonito. Ma basso e passo. È passito. Passa sotto il portone. Solo che c'erano le scale bagnate. Le scale bagnate? C'erano le scale bagnate. E allora io che fa sghillo? Sghillo. Ah, cogliete. Stop, ho capito. Ma che cosa capi? Ti è scivolato un piede? No. Hai fatto un capitano al contrario, hai fatto una testa, ti sei spaccato e ti hanno fasciato. Volete fare stare zitta? A cominciare a ridere. Nicola! Vabbè, dai, basta. Nicola! Nicola! Sta faccia di quello dice, ma che sto vuol dire? Sono stato a casa. E si vede Nicola vestito di Rambo. Di Rambo? Sì, mi sa facendo in fiesta, comincia anche a trovare, faceva, che ne fa per una cosa, ammazzò un sacco di cristiani, tutti che ti sottano. Una strage! A tutti ammazzò. Allora che fa? Mi dico, solo che non c'era più manco una foca con un pinguino. Meno male. Neanche una foca con un pinguino. Meno male. E mi sento torare. E che cos'era? Un tricheco. Un tricheco. Chi baffone è così? In tesoriere casa toccano penne. Ma che c'è? Oh, ma come sta finendo? Vuoi vedere che a momenti arriva pure lo squalo? Ma che c'entra lo squalo? È il pesce più vessato e porco di tutti. Perché? C'ha sempre la pinna di fuori. Vabbè, pinna di fuori. Allora parto. Passo sotto al portone. Sì. Passo sotto al portone. C'erano le scale bagnate. Io scivolo, però paito. Parti. E finalmente paito. Però invece di arrivare al terzo piano, mi dico arrivavo al quinto piano. Quinto piano? Quinto piano c'era una vecchietta che appena mi vide che a borsetta si scantò. Una bocca tanta, ci sta sui rinci. Che schifo! Mi imprughiavo con l'avvocato. E intanto Nicola, scende, che ti farà bene una cosa. Prima acchiano, ora scende. Ah, chi ne sei, io chi ne andavo. Pareva John Travolta. Ma che c'entra? Vai avanti. Allora che faccio? Mi metto nel passamano. Passamano. Passamano si dice? Sì, perché? No, perché io ci passavo un'altra cosa. Che c'entra? Sì, uno passa mano. E scindico, solo che c'era un pilastro in cemento armato. Per il giusto? cemento armato, sì. Allora che fa? Appena tu per il cemento armato, che fa? Scanso per il cemento armato, giro e ci vado sotto davanti alla porta. Busso, lui mi apre, entra e c'era uno spigolo. Uno spigolo? Se ne va alla luce. Ah, stop, ho capito. Aspetta, tu. Ho capito. Non hai visto lo spigolo? Gli hai dato una testata. Ti sei spaccato e ti hanno fasciata. Nicola! Non c'è più. Non si sente più Nicola. Bello va. Non c'è più nessun rumore. In effetti. Però si sente un cigolio. Un cigolio. Ma che può essere? Ma chi ne sa? Un carrammato. Come un carrammato? Un carrammato che affuncia la sua finestra, che affuncia e si affuncia a me, funce e fa cana che ti fa una cosa. Ah, stanno con un cannone che fa. Un cannone che si affuncia a me, funce, un cannone che si affuncia. Insomma, arrivo pure un elefante d'aria che mi toppo le occhi. Che così a trovare? Ma che ci fa? Allora via che sopra balena, in un baleno, passo sotto il portone, scidico, paetto e arriva al terzo piano, giusto, arriva al terzo piano. Però intanto dico, vieni a prendere una bicchiaretta perché c'è a fare una cosa, ci infilo una mano in ciao, ma svuotavo contrario. Scidico, non passa. Passaculo, si chiama passaculo. Ci passavo culo, quindi si chiama passaculo. Anzi, mi sono mio, non sale, mi dice a sti casale. Va bene? Scidico, arrivo davanti alla porta di casa sua, si leva la luce, c'era un spigolo, scanso spigolo. Chi se ne usa spigolo? Scanso spigolo e lui mi dà questo cappellino dal suo armadio. Solo che mi vedeva laico e mi sa la fasciatura. Ah, fasciatura Possibile che non ne combinino una buona? Signore e signori, ringraziamo e salutiamo i 3 1/4. Grazie. Valentino e Fabrizio Pizzuto, con i quali ci rivedremo fra 15 giorni ancora d'insieme. 3 1/4, grazie. Grazie. Muy grazie. Ci rivediamo domani sera con Viola Valentino, con Ernesto Maria Ponte e con le magie comiche di Francesco Scimemi e anche con la nostra Diletta Leotta. Grazie. Buonanotte.
Grazie. Buonanotte, a domani. Ci vediamo ancora una volta perché insomma è un piacere averla ospite qui ad Insieme, ma seguitela anche su Rai 1 al 14 con Aleandro Baldi, col quale ha cantato nel 92 quella bella canzone che abbiamo appena risentito, Francesca Alotta. Grazie. Leggete D'estate i temporali, questa è la copertina, libro di un giornalista catanese che si chiama Luigi Pulvirenti. Grazie Luigi. Grazie. Ricordiamo questa storia a cavallo fra il 1989 e il 2007. Domani mattina, anche se state lavorando, magari siete impegnati in qualche cosa, però accendete la radio, sintonizzatela su Radio Smile dalle 11 all'una, sentirete una bella voce femminile che è quella di... Perché Chiara. ridete? È quella di Chiara, c'è una ragazza subito, la voce che è quella di Chiara e anche una bella voce che è quella di Carlo Caneva. All'ingresso trovate gli amici e le amiche della World Service di Arturo Magni, grazie. E ringraziamo anche per il servizio che svolgono non solo in questo teatro, ma anche durante tutti gli spettacoli, i Vigili del Fuoco di Catania. Grazie. Lassù, nel nostro angolo musicale, ci sono Marilisa Pino, a domani, e Lucio Nicolosi. Abbiamo ancora qualche secondo. Luigi, proprio se dovessi scrivere un libro su questa trasmissione, da dove cominceresti? In 15 secondi. Sicuramente dalla voce di Francesca Lotta. Sì? E penso ma Carlo Caneva c'è tanto materiale su Puoi scrivere 4 tomi su Carlo Caneva. Che facciamo? Lo scriviamo un libro sulla Dovrebbe mia essere vita. scritto un libro sulla trasmissione. Guarda che lui a Milano, insomma... Io so che sono state scritte molte tesi di laurea. 5 tesi di laurea, ce n'è una sesta prossima avventura sul Festival della canzone siciliana. 5 tesi di laurea su Insieme fra le università di Catania e Palermo. Grande orgoglio per noi e per il nostro pubblico. Buonanotte! A domani, Buonanotte! ciao! Saluto a tutti i tecnici e a Natale Zennari regia, buonanotte, ciao!